buongiorno, si parte oggi 16 novembre 2024, ricordiamo e facciamo vedere la locandina che oggi c'è questa raccolta firme a Spresiano, precisamente a Visnadello, dove cerchiamo di far capire l'importanza di mettere in sicurezza i motociclisti con queste firme per obbligare che ci sia ai motociclisti dato l'airbag, questo che c'è fortunatamente, la tecnologia ha fatto passi avanti, però per la legge ancora non è obbligatorio e noi vogliamo che diventi obbligatorio, perciò mi raccomando andate a firmare, importantissimo, avete sentito gli ospiti che ho avuto in questa settimana, perciò mi raccomando, è una firma importante perché vale la sicurezza di tutti, non è che riguarda solo il motociclista, riguarda le famiglie in generale di tutti noi, perciò fate comunità e andate a firmare. Detto questo presento subito due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza l'avvocato Stefano Ortuso, tributarista. Buongiorno. Grazie avvocato di essere qui. Saluto anche il dottor Francesco Alviretti, presidente Associazione Polizia di Stato, sezione di Nettuno. Buongiorno dottor Alviretti e veramente grazie anche a lei di portare la sua voce, il suo contributo, visto che parliamo di motociclisti, ma di incidenti, di aggressività, di aggressioni, parleremo di tutto questa mattina. Allora partirei proprio da lei, dottor Alviretti, cosa sta succedendo? Anche questa superficialità nel guidare qualsiasi mezzo, ma anche i pedoni stessi, si attraversa dove che si vuole, l'aggressività verso le forze dell'ordine è un tema molto delicato, dobbiamo parlarne. Cosa sta succedendo? Prego, dottor Alviretti. Ma sta succedendo semplicemente che la nostra società non sta vivendo un momento particolarmente splendido. C'è una decadenza in tutti i sensi e quindi anche la parte stradale certamente ne risente. Per quanto riguarda l'aggressività, l'elemento aggressivo è molto presente ultimamente. Tutti pensano di risolvere le cose passando alle vie di fatto. Abbiamo assistito ai fatti di Torino di ieri e abbiamo visto che insomma, ragazzi che dovrebbero preoccuparsi di studiare non fanno altro che cercare il pretesto per creare problemi, per vandalizzare le città, per ledere anche quello che è il simbolo della nostra nazione. Abbiamo visto quella bandiera imbrattata, sostituita. Quindi questi ragazzi che penso personalmente abbiano un po' di confusione stanno vivendo un momento in cui probabilmente anche potrebbe essere anche una conseguenza della nostra generazione che partendo da molto lontano, quando noi, soprattutto noi la nostra generazione, pretendeva quel rapporto amichevole con i figli che però non ha dato frutti. Naturalmente questo anche a livello stradale si riverbera perché il rispetto delle norme manca a tutti i livelli e quindi anche il codice della strada rimane penalizzato da questa situazione. Abbiamo visto che l'inasprimento delle pene non ha portato a una modifica di questi comportamenti. L'educazione evidentemente deve avvenire in un altro modo. Io spero personalmente che dopo questo periodo di decadenza ci sia una risalita a tutti i livelli, ma è chiaro che qua bisogna unire le forze, a partire dalla famiglia, le istituzioni e tutti per cercare di affrontare e risolvere questo penoso problema. E poi magari in un secondo momento le spiego anche a livello di associazione cosa cerchiamo di fare per evitare che poi questi ragazzi, parlo degli incidenti stradali, vadano ristretti nelle carceri dove ovviamente anche là la situazione non la migliorano a livello personale. Quindi mi fermerei qua, se per lei va bene poi le spiego come associazione cosa abbiamo pensato di fare. Va benissimo dottor Alviretti, però io prima vorrei vedere anche questo video per capire bene cosa fa questa associazione Nazionale Polizia di Stato in 50 anni. Vedremo questo video che ha mandato il dottor Alviretti e capiremo ancora di più l'importanza di questa associazione. Andiamo a vedere.
Questo è un doveroso anche omaggio e ringrazio il dottor Elviretti per aver mandato questo video per tutti quei poliziotti che non ci sono più, che hanno rischiato e sono morti per proteggere anche noi, per proteggere le forze dell'ordine e queste famiglie con un dolore immane che non passerà mai, perché solo chi perde un familiare sa cosa si prova. E perciò dico grazie al dottor Elviretti per questo video che ci fa ricordare anche questa mattina queste tante figure che avrebbero meritato di vivere, di sfilare, e perché sempre la mano dell'uomo che non capisce per vari motivi non ci sono più. Veramente grazie. Allora, avvocato Artuso, quello che abbiamo sentito, ricordare il passato per ricostruire il futuro. Il futuro è nelle mani dei giovani, sono loro che devono ricostruire questo futuro, però con dei problemi enormi. Quale futuro? Con chi? E perché? Ecco, e soprattutto i conti non tornano. Questi ragazzi che devono emigrare, andare all'estero, per carità apriranno anche la mente, però c'è sempre un motivo. E sono pagati troppo poco, non riescono a collocarsi, non riescono ad avere il giusto rispetto per il percorso che hanno fatto di studi e soprattutto trovare una collocazione dove loro si sentano importanti, intrigati, avere la possibilità anche di migliorare, perché la perfezione c'è, abbiamo le migliori università, non ci sono dubbi, però quando vanno all'estero dicono qui è un'altra cosa. Io ho un'amica laureata in farmacia, rispetto ai 1.500-1.800 euro che veniva dato come stipendio qui in Italia, in Germania subito, immediatamente 5.000 euro con alloggio. Perciò lei è partita, ha trovato già l'alloggio e 5.000 euro nella busta paga. Stesso lavoro, stesse mansioni. C'è qualcosa che deve cambiare per dare la possibilità a questi giovani di credere nel loro futuro, di sapere che anche loro però devono rispettare le regole. Non c'è niente da fare, qui bisogna che tutti ci rendiamo conto che dobbiamo rispettare le regole, anche se delle volte fai fatica a rispettare le regole, perché non sei ascoltato. Cosa devo fare per farmi rispettare? Devo vandalizzare? Allora vandalizzo. Devo fare degli atti che sono ingiustificabili, ma pur di essere ascoltato, che qualcuno mi ascolti, faccio anche questo. Cosa ne pensa, avvocato Artuso? Lei è giovane, è un uomo in carriera. Cosa ne pensa? Cosa sta succedendo? Questa aggressività, questo malessere che abbiamo? Prego. Diciamo che rispetto ad anni del passato le manifestazioni mi sembrano sempre molto meno e fortunatamente sempre meno violente e questo, se vogliamo, diciamo da un certo punto di vista è anche un venir meno di una certa passione, soprattutto su grandi temi politici e su temi che possono essere di interesse. I giovani oggi vengono visti come sempre, questa è una storia che sentiamo sempre, come degli svogliati, come senza quella, diciamo, necessaria verve per poter, diciamo, andare avanti e li consideriamo sempre un tassello debole. In realtà dobbiamo vederli come un investimento per il futuro, perché diceva bene prima, il rischio che vadano all'estero è elevatissimo, la possibilità che dopo che sono andati all'estero ritornano è bassissima. Cioè il fatto che ci sia un interscambio con altri paesi sarebbe una cosa assolutamente favorevole e positiva, perché ti comporta evidentemente anche delle conoscenze ulteriori, delle possibilità di scambio, ma è uno scambio univoco, cioè escono e non rientrano e non riusciamo ad attrarre talenti dall'estero. È vero che abbiamo le migliori scuole, un po' meno che le università nostre sono le migliori al mondo, nel senso che lì arranchiamo un po', quindi abbiamo un'istruzione primaria, un'istruzione secondaria ottima, ma poi quando arriviamo al livello dell'università abbiamo un po' di difficoltà a competere, però da questo punto di vista molte università stanno facendo investimenti importanti proprio per allinearsi a quelli che sono gli standard internazionali. E il tema fondamentale, a mio avviso, però è che se noi guardiamo la bilancia demografica ci rendiamo conto che fra 10-15 anni quelli che oggi chiamiamo giovani, ma che in realtà sono giovanissimi perché sono sotto i 15 anni, saranno l'assoluta minoranza di questo paese e la popolazione invecchierà sempre di più e quindi noi avremo un tema fondamentale sullo stato sociale, avremo un tema fondamentale su quello che è il chi paga le spese pubbliche e il chi paga
i conti necessari per mantenere l'attuale sistema Però, di Stato Avvocato sociale. Artuso, un'altra domanda e mi collego al dottor Elviretti. Ma chi me la fa fare a rischiare la vita anche nelle forze dell'ordine, perché vediamo con lo stipendio che ho che non mi permette di fare una vita serena? E questi ragazzi, chi me lo fa fare a rimanere nel mio paese se non ho la possibilità di vedere un futuro? Ma dov'è il futuro? Cioè, chi è che si impegna per cercare di dare risposta a questi ragazzi? Perché loro sono dentro a questo tunnel, ma non c'è l'uscita, c'è il blocco a metà tunnel, sono arrivato fino qua e poi dove vado? Non riesco ad andare avanti. C'è secondo lei anche con questo governo un investimento alla famiglia, alla scuola, alla sanità? Noi abbiamo sentito l'ultima finanziaria, ognuno dice che ha fatto meglio che ha potuto e tutti quanti sempre, comunque, non è solo l'ultimo governo, ma tutti abbiamo fatto il massimo, ma qua non ci siamo, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, pensioni da fame, sono quei pensionati che ci hanno fatto diventare grandi con tanto sacrificio, tanta disperazione, tanto lavoro, avendo provato le guerre. Ecco, c'è qualcuno che non ascolta secondo lei? Eppure ci sono i dati chiari, sono chiarissimi, però si pensa sempre a qualcos'altro che a molti di noi non è una necessità in questo momento. Parlare di cemento, tanto cemento continuamente, perché c'è un business pazzesco. Prego, avvocato. Ma i soldi vanno cercati dove ci sono, questa è una vecchia regola, però evidentemente dove ci sono poi vuol dire anche avere dei poteri politici, avere dei poteri che possono spostare molto. Noi abbiamo un problema sostanziale che è quello della perdita di potere di acquisto dei salari e delle pensioni. Lo diceva prima, l'Italia è l'unico paese all'interno dell'Eurozona in cui non solo gli stipendi non sono aumentati, ma sono calati rispetto all'inflazione. Quindi vuol dire perdita di potere d'acquisto, quindi vuol dire meno capacità di spesa. Dall'altro punto di vista abbiamo un ingresso nel mondo del lavoro che sì, va bene, il tasso dell'occupazione è molto buono, ma quale occupazione? Che tipologia di contratti? Perché poi se io entro nel mondo del lavoro a 800 euro per un contratto a 3 anni, sono formalmente occupato, ma 800 euro all'anno che fa 9.600, 800 euro al mese che fa 9.600 euro all'anno, qual è la banca che mi dà il mutuo per la casa, ammesso che io riesca anche a pagarlo? Tant'è vero che oggi gli istituti di credito iniziano a dire ma non soltanto voglio il tuo contratto a tempo indeterminato e la garanzia dei genitori, ma voglio anche capire l'azienda presso cui lavori, la solidità, perché oggi un contratto a tempo indeterminato sì va bene, ma insomma dobbiamo capire. Quindi per i giovani è difficilissimo con queste tipologie di stipendi, con questi contratti, con questa condizione di incertezza. Poi cosa vuol dire investire sulla famiglia? Vuol dire investire veramente sulla famiglia, cioè vuol dire che io, se devo avere, come dire, tutta una serie di strutture che mi aiutano nella crescita e che mi aiutano a livello familiare, vuol dire che ho l'asilo, ho le detrazioni per le spese che faccio, pannolini, latte. Tutto questo ad oggi non c'è. Ci sono dei comuni che da un punto di vista delle strutture per la famiglia riescono a tenere, cioè hanno un numero di posti per le scuole materne e per gli asili che sono soddisfacenti. Ma se noi guardiamo sulla media nazionale è un disastro. Il PNRR, che lì deve intervenire pesantemente, oggi siamo abbastanza indietro con i numeri e dal 2026 dobbiamo iniziare a restituirli. Quindi è chiaro che, a mio avviso, da qui in avanti ci aspetterà una stagione di tagli. Già lo vediamo su questa legge di bilancio, i comuni hanno iniziato a protestare. Ne parliamo dopo, sì, perché è un argomento molto interessante, questi sindaci che stanno protestando perché si vedono tagliare dei fondi che per loro necessari. Già la coperta corta, ci mancherebbe solo che sentissimo veramente che questi tagli effettivamente verranno fatti, poi ce lo dirà, perché naturalmente noi a casa non riusciamo a capire quando fanno. Uno ha ragione, uno ha torto. Allora, dottore Elviretti, ecco, che malessere c'è anche nelle forze di polizia, in questi poliziotti che hanno famiglia, che rischiano la vita, stipendi molto bassi, ecco, stress incredibili. Ecco, cosa ne pensa? Lei fa parte di questa associazione, abbiamo visto anche il video, eppure sono
quelli che il cittadino vorrebbe vedere di più nelle strade, vorrebbe avere quando chiama che arrivassero velocemente perché si sente in pericolo, e soprattutto quello che io noto anche dalle telefonate, dottor Viretti, è il rispetto della divisa. Qui vediamo anche per la strada, quando vedi una coda a volte, come cosa c'è? Un trattore? No, c'è la macchina della polizia o dei vigili, tutti fermi in linea. Cioè questa divisa ancora ha un rispetto, dobbiamo mantenere questo rispetto. Prego, dottore Elviretti. Ma per quanto riguarda il discorso stipendi è inutile che lo affrontiamo, perché è chiaro che non corrisponde al tipo di lavoro che noi svolgiamo, perché il rischio è alto e naturalmente lo stipendio che riceviamo non corrisponde a questo tipo di impegno che abbiamo. Per quanto riguarda invece il rispetto della divisa, certamente è venuto molto meno. Io ieri ieri sera quando ho sentito che a Torino 15 poliziotti sono andati a finire in ospedale, ho tirato un sospiro di sollievo, perché ho detto meno male, perché almeno questa volta non subiamo le critiche che riceviamo ogni volta perché magari abbiamo calcato troppo la mano. In realtà ormai i poliziotti, quando si trovano in servizio di ordine pubblico nelle piazze, hanno paura a difendersi, non ad attaccare, hanno paura a difendersi, perché poi un certo tipo di politica, un certo tipo di società è subito pronta ad attaccare questo atteggiamento da parte della polizia, ma bisognerebbe stare in quei contesti dove effettivamente si rischia anche la vita. Fortunatamente fino adesso non è ancora accaduto, ma se si va avanti in questa maniera è chiaro che è un rischio che esiste. Quindi il rispetto per la polizia sicuramente è venuto meno, perché proprio per quanto riguarda le manifestazioni c'è addirittura la ricerca del poliziotto da colpire. Poi, naturalmente quando parlo di poliziotti mi riferisco anche ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, a tutti quegli organismi che sono chiamati ad intervenire. E anche qua noi non facciamo altro che aumentare le pene. Non è la strada giusta aumentare le pene, perché il problema è culturale, il problema ha a che fare con l'educazione del cittadino. Noi come associazione cerchiamo di entrare nelle scuole per spiegare questi problemi e cercare di agire sull'educazione dei ragazzi. Spesso però troviamo dei ragazzi annoiati, dei ragazzi che sono poco interessati a quello che noi forniamo. Io mi ricordo in passato vedere una divisa era un motivo faceva paura, ma allo stesso modo affascinava. Oggi non è più così. Poi l'altro problema è quello grosso, è tutti i tagli che abbiamo subito, per cui adesso le forze dell'ordine sono veramente ridotte al minimo. Io parlo della realtà in cui vivo, nel periodo, durante la notte si fa fatica a mandare fuori una volante, per il nostro territorio già insufficiente una, e a volte non si riesce a garantire neanche questa. Quindi è chiaro che il problema, oltre ad essere economico, è culturale, bisogna ricominciare da capo, bisogna iniziare con le famiglie. Io insisto molto sulla famiglia, che naturalmente non deve essere lasciata da sola, ma chiaramente noi familiari dobbiamo capire i nostri ragazzi dove vanno, che cosa fanno e che cosa hanno in testa. Tutti gli episodi che stanno accadendo, mi riferisco anche ai fatti di Napoli e comunque del sud Italia, dove si arriva ad ammazzare per nessun motivo, spesso per nessun motivo, laddove poi si chiede il perché, si riceve da parte di questi ragazzi addirittura stupore, perché credono di non aver fatto nulla di gravissimo. E quindi il problema è serio e va affrontato a tutti i livelli. Noi come associazione cerchiamo di fare la nostra parte, perché oggi l'associazione è importante perché arriva laddove lo Stato non riesce più ad arrivare. Non ci possiamo però sostituire allo Stato, noi possiamo integrare lo Stato, ma lo Stato deve garantire molto di più la sicurezza dei cittadini, la sicurezza delle proprie forze dell'ordine, e deve intervenire chiaramente con le scuole, deve intervenire mettendo in condizione le famiglie di vivere in maniera dignitosa, quindi il problema è molto ampio.
Grazie dottor Elviretti. Allora sentiamo il nostro Rinaldo, poi andiamo dall'avvocato Artuso. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella, innanzitutto voglio ringraziare l'associazione della polizia per quello che ha fatto e che si deve fare per noi altri, perché è un'associazione della polizia, ma è una cosa che fa i poliziotti per farne stare bene gli altri, per salvarne anche la vita, quanti che hanno perso la vita e come si ricompensai con 1.200 euro al mese. È una vergogna, queste persone qua, mi avevo là di notte, mi trovavo fuori di notte, prima del 68, che non era, va bene, ma i poliziotti sono sempre stati vicini alla popolazione, di qualsiasi roba che avevi bisogno, carabinieri e poliziotti erano i primi a dare una mano alla povera gente che aveva bisogno. Ma questa trasmissione qua di vedere le sue associazioni sarebbe da farle anche nella TV nazionale, ti ha capito Mirella? Perché io mi occupo della mia Rinaldo, ti prego, basta, grazie, perché se no non riesco ad andare avanti, andare anche in pubblicità, ma ti ringrazio per quello che hai detto, penso faccia piacere anche al dottor Elviretti, perché è il cittadino che dice grazie alle forze dell'ordine. Allora, dottor Artuso, avvocato Artuso, quello che però traspare anche dalle sue parole è che ci saranno dei tagli, specialmente nei comuni, a questi sindaci che sono l'unico riferimento che hanno il cittadino. Dove va il cittadino? Va dal sindaco sperando in un sì di migliorare la propria qualità della vita, perché bussa per queste cose, per la casa, per gli stipendi bassi. Servizi sociali. Esatto, io ho l'Emporio Solidale ogni mercoledì e lo dico tutte le mattine, avvocato Artuso, sono molto preoccupata perché cominciano ad arrivare famiglie, genitori con 2 stipendi, con figli che non ce la fanno arrivare a fine mese, e perciò fortunatamente, come dice il dottor Elviretti, c'è questo mondo del volontariato che cerca di integrare, ma non può continuare così, cioè non è che noi dobbiamo risolvere i problemi che dovrebbe risolvere il governo, no, lo Stato siamo noi, e mi sembra che paghiamo abbastanza. Il problema è che non sappiamo mai dove vanno a finire tutti questi soldi, perché nessuno ce li spiega, non c'è una trasparenza su quello che è l'introito del governo, dello Stato che paga. Cioè non sappiamo, eppure i soldi ci sono. Io l'altro giorno, lo dico anche al dottor Elviretti, mi piacerebbe anche approfondire questa cosa. Ho incontrato un'associazione di volontariato che va nel terzo mondo, oltre che qua, e ha detto: guarda Mirella, che ci sono tanti di quei soldi che non sanno neppure a chi darli e dove darli. Tu non hai idea cosa noi sappiamo e cosa vediamo. Allora capite che la Mirella, quando sente queste cose, siccome sono persone per bene, non sono qua o persone, ecco, o politicanti di turno, sono persone che vivono col volontariato per migliorare la qualità della vita. E sentire che ci sono tutti questi soldi che non sanno neppure a chi darli, viene da fare un punto di domanda. E allora com'è la storia, avvocato Artuso? Ma oggi peraltro è la giornata della colletta alimentare, esatto, ricordiamolo anche che proprio in questa sì, io la faccio oggi pomeriggio qui in un supermercato del Padovano. L'anno scorso ricordo bene della solidarietà delle persone che quando entravano non rifiutavano di dare qualche cosa, anzi collaboravano molto, abbiamo riempito vari furgoni di cose e poi sono dati a famiglie per lo più del territorio, quindi assolutamente è così. Allora, il bilancio dello Stato in realtà è abbastanza, come dire, lo si trova perché è pubblico, è molto difficile da leggere, cioè, ma così anche per i comuni, così anche per la regione, entriamo in ambienti e in ambiti molto tecnici su cui bisogna evidentemente capirsi. Una fra tutte, all'interno di un comune, quando io dico che voglio realizzare una pista ciclabile, non lo posso fare con i soldi del bilancio a prescindere, lo devo fare attraverso i cosiddetti co-investimenti che si nutrono degli introiti da investimenti. Quindi banalmente, per realizzare una pista ciclabile o vendo un bene che già ho, o apro un mutuo, oppure do dei permessi di costruire. Ecco perché oggi vediamo tante nuove inurbazioni. Perché? Perché l'introito lo ottieni soltanto così. Mentre per quello che riguarda
la spesa sociale, che oggi nei bilanci dei comuni è la gran parte e soprattutto è la parte che sta continuando ad aumentare, perché, come diceva giustamente prima, il cittadino va a bussare alla porta del comune, ma è anche il sistema che prevede l'assunzione del comune. Molto banalmente, per le rette delle persone non autosufficienti, se l'interessato non ce la fa o la famiglia non ce la fa, interviene il comune. E il comune interviene. Dovrebbe. Sì, Diciamo dovrebbe, però i comuni, diciamo, congiuntivo dovrebbe, però i comuni che intervengono con risorse proprie. Ecco. Perché parlavo prima di una stagione dei tagli? Perché lo abbiamo visto e l'abbiamo letto su tutti i giornali, per gli anni 2025-2029 sono previsti a livello nazionale 3,5 miliardi di tagli sui comuni, sulla spesa corrente, cioè su quella che sostanzialmente ti serve per gli asili, che ti serve per i servizi sociali, che ti serve per pagare gli stipendi del personale. Ecco, su questi, nonché per mantenere, diciamo, le utenze del comune, delle scuole, delle strutture, su queste logicamente i comuni hanno un solo modo, anzi hanno due modi per intervenire, ma uno di fatto è bruciato, perché è quello di aumentare l'aliquota dell'addizionale, e quindi diciamo, chi ha ancora margine perché è previsto un tetto nazionale aumenta di qualche cosa, oppure tagli i servizi. Il dato sul comune di Padova, per assumere un comune, diciamo, significativo da un punto di vista dei numeri, è che nei prossimi 5 anni il taglio sarà di 14 milioni di euro, e quindi il comune ha già fatto un comunicato dove dirà che interviene, dove ha detto che interviene sia sulle addizionali, quindi aumentando qualche cosina, sia dove si può aumentare su alcuni canoni, su alcune rette, in particolare quelle degli asili, e poi procederà a dei tagli di spesa. Quindi l'effetto di questi tagli non è un effetto che non incide sul cittadino, incide come sul cittadino, perché da un lato aumentano un po' i tributi locali, ma l'impatto qui è limitato, e dall'altro abbiamo dei tagli. Però, avvocato Arturo, incide sul cittadino, ma è il cittadino quello fragile, quello che veramente non ha le risorse per sopperire a questa mancanza di aiuti. E questo la dice lunga su quello che diceva il dottore Elviretti. Noi dobbiamo supportare, integrare, ma non è che possiamo risolvere i problemi. Se non c'è la casa, noi non possiamo dare la casa o pagare un affitto alla persona perché vada in un ambiente decoroso e, come dice la Costituzione, trovi un lavoro che gli dia questa possibilità. Perché noi vediamo migliaia di appartamenti sfitti, ma la gente non si fida più. Il diverso fa paura, non affitto al diverso. È passato questo messaggio, perché il diverso è un delinquente, è uno spacciatore, è uno stupratore. Capisce che io, che ho un banco solidario, un emporio solidale, faccio a fatica, perché non è vero. Sono addirittura delle forze lavoro che potremmo avere, ma non le impieghiamo. Qualcuno dice dobbiamo impiegarli nel loro paese, ma se non hanno neppure i documenti, ma dove andiamo a impiegarli? Parliamo dell'Africa, ma non c'è solo l'Africa. E dove andiamo? Perché è quello che vediamo, questa divisione che non fa bene, perché continua veramente a creare un problema, perché abbiamo una denatalità incredibile, abbiamo una popolazione che ha bisogno di servizi alla persona. Si rendono conto che non abbiamo neppure le RSA a disposizione perché mancano, non ci sono, e se ci sono anche non hanno i numeri per poter curare queste persone. Questi sono i temi: casa, lavoro, vecchiaia, sanità. Eppure si va da un'altra parte. Prego. Le dico di più, l'associazionismo fa tantissimo, il volontariato fa tantissimo, ma è chiaro che non si può sostituire al pubblico, perché banalmente non ha le risorse, le strutture, le autorizzazioni, le capacità del pubblico, quindi può sopperire ma non può integrare. E dove non arriva il pubblico, che cosa fa? Arriva il privato, ma il privato fa profitto. Il tema delle RSA: stanno costruendo le strutture private, chiavi in mano, a quanto? A che costo? Il tema della sanità: c'è il privato. A quanto? A che costo? Perché poi noi vediamo uno spostamento continuamente verso il privato, ma il privato, come insomma da che mondo è mondo, fa i suoi interessi. Quindi lo spostamento è sempre più verso un sistema dove chi non ce la fa aspetta, e quindi aspetta mesi,
per un esame, salvo la medicina d'urgenza dove lì oggettivamente vai dal pubblico e funziona, ma sono i casi gravi, ma se no per gli aspetti, e un sistema in cui stanno intervenendo pesantemente i privati sotto varie forme, perché ti propongono poi l'assicurazione sanitaria, in maniera tale che tu vai dal privato ma hai l'assicurazione che ti copre, ma le assicurazioni sappiamo che sono un costo e anche elevato, parliamo di 200-300 euro al mese, non stiamo parlando di cifre ridicole, chi se lo può sostenere? Allora poi ti dicono la pensione integrativa. Finisco soltanto un punto, i comuni riescono a superare le situazioni più gravi, il problema sono le situazioni che sono un po' meno gravi, quindi si crea sempre più uno scollamento tra classi sociali e rischiamo veramente di andare a creare un solco profondo su quelle che sono le persone che lavorano e che oggi hanno famiglia. Pubblicità. Perché siete qui oggi? Oggi siamo qui in un corteo di opposizione al governo come studenti e studentesse per dire che siamo stanche e di vivere sotto un diritto allo studio che non è assolutamente tutelato, che non tutela la nostra salute mentale, di fronte a un governo che chiaramente non ci vede come una priorità. Violenza dettata da necessità oggettiva, quella di poter campare. Sono scesi in piazza in 300, invasione pacifica delle strade di Padova della rete degli studenti medi in protesta contro il governo che dalla stazione hanno raggiunto il portello. Scortato dalle forze dell'ordine, il corteo, rumoroso e colorato, ha creato qualche rallentamento in punti nevralgici della città. Il 17 è anche la giornata nazionale delle studente e quindi il 15 era il primo giorno utile, abbiamo deciso che era necessario scendere in piazza. Una particolarità però che stiamo continuando a ripetere di questo corteo, perché ci sembra fondamentale, è quella che siamo riuscite a far sì che si desse un corteo compatto di due realtà, che sono il coordinamento studenti medi e la rete degli studenti medi, che anche seguendo il contesto che si è dato per quanto riguarda anche il dissenso rispetto al DDL sicurezza, che è un percorso compatto e collettivo che mette insieme tante realtà e tante istanze per dire un no netto a questo governo. Nasceva il principio come un'opportunità e una sorta di orientamento al mondo del lavoro. Sul volto hai due segni rossi. Sono un segno di lotta anche un po' figurativo, con il rosso che può ovviamente cambiare anche valore che gli dai in base alla piazza, se è un femminicidio magari rappresenta il sangue delle nostre sorelle che vengono uccise, o se no il sangue delle studente che stanno morendo davanti alle scuole e dentro le scuole per colpa di questo sistema. Il simbolo rosso, il fazzoletto rosso, noi ci facciamo chiamare la generazione del fazzoletto rosso, abbiamo scelto questo simbolo e i simboli sulla nostra faccia lo richiamano perché abbiamo scelto un simbolo che prima di tutto rappresenta il fatto che come studenti e studentesse siamo uniti e soprattutto il fatto che appunto siamo stanchi e vogliamo far sentire la nostra voce. Allora, dottor Alviretti, se parlava con l'avvocato Ortuso, questi sono cortei che fanno bene, vediamo i giovani che protestano, che non usano bastoni, che non usano armi, ed è giusto protestare, perché inutile diciamo allora protestate, se poi protestano non va bene. Cosa ne pensa? Ecco, di questo corteo, come l'ha visto adesso? Ecco, è un corteo che secondo lei approva se si comportano bene, oppure come lei dice dobbiamo sempre temere perché all'improvviso succede il peggio, escono i bastoni, dobbiamo difenderci, dobbiamo difendere le persone, in mezzo c'è poi di tutto. C'è qualcuno che dovrebbe controllare, perché sappiamo come funziona. Io ho partecipato a diversi cortei proprio per capire cosa c'era e guardate che all'improvviso tu ti trovi nel bel mezzo senza sapere e con delle risse pazzesche, di tutto e di più. Ha ragione il dottor Alviretti, perché funziona così, ho provato, è vero, perché ci sono stata. E se tu non fai niente, proteste, nessuno si muove, ti accompagnano ed è finita là. All'improvviso succede la guerra. Prego, dottor Alviretti. Questi ragazzi che ho visto adesso vanno elogiati. Questo tipo di protesta è necessario? Assolutamente. In questo tipo di protesta noi addirittura spariamo anche dalla vista, ci mettiamo da parte, non ci facciamo neanche vedere perché non serve. È che purtroppo poi questi cortei spesso vengono strumentalizzati e evidentemente fa comodo a una certa politica, fa comodo a certi gruppi eversivi. E quindi improvvisamente una manifestazione di questo genere, che è salutare, che è importante, che è necessaria,
per richiamare l'attenzione del governo a certe problematiche, si trasforma in una guerriglia, ma una guerriglia veramente a livelli insopportabili, perché si presentano praticamente con delle armature addosso, con dei bastoni, a volte delle bombe carta che non sono così innocue come sembrano, fanno dei danni, provocano dei problemi. Infatti, ripeto, questo tipo di manifestazione sarebbe oro se noi potessimo contare ogni volta su una piazza di questo genere. E il fatto è che non è così, perché, ripeto, evidentemente qua non mi sbilancio molto, ma evidentemente un certo tipo di politica evidentemente a volte favorisce certe reazioni. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Niente, è caduta la linea. Allora, avvocato Artuso, oltre a parlare di questo vorrei parlare anche del tema dell'autonomia. Ecco, questi LEP che ancora non si è capito bene perché spiegano pochissimo, non è che a casa sono tutti acculturati, capiscono com'è la situazione, però noi vediamo sempre e sentiamo una cosa: da una parte ci dice vittoria, si va avanti, non è cambiato più di tanto, faremo meglio, dall'altra è una sconfitta, è tutto bloccato. Qual è la verità, avvocato, dal suo punto di vista? Il percorso sull'autonomia è un percorso che sta andando avanti, è un percorso che diciamo è partito nel 2001, quindi ecco, se nel 2001 avessero detto come siete messi nel 2024, probabilmente non si sarebbero aspettati che nel 2024 se ne stava ancora parlando in teoria e non in pratica. Il percorso sull'autonomia sta andando avanti, però ecco, non è arrivata l'autonomia, cioè dobbiamo essere chiari su questo. È un percorso molto lungo che prevede una serie di accordi e di intese tra lo Stato e le regioni per il trasferimento delle materie. C'è poi il tema appunto dei LEP, cioè dell'individuazione di quelli che sono i livelli di assistenza, perché siamo e fortunatamente restiamo un livello unico su un piano nazionale, quindi dobbiamo garantire questi livelli uguali di assistenza. C'è il tema poi del trasferimento delle risorse, perché banalmente se io ti do una competenza ma non ti do le risorse ti ho dato un guscio vuoto. Ma poi c'è anche il tema recentissimo, perché è dell'altro giorno, degli aspetti giuridici. Sappiamo che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legge dell'autonomia, ha anticipato, perché noi non abbiamo ancora le motivazioni della sentenza, ma ha anticipato che alcuni punti della legge non sono conformi alla Costituzione, quindi dovranno essere rivisti. E questo che cosa su altri, comporta, adesso lo vediamo, e che su altri punti la norma dovrà essere interpretata in un determinato modo. Di più non riusciamo a dire, perché appunto non avendo la sentenza, questo è il comunicato stampa che è stato fatto dalla Corte Costituzionale, però è evidente che questo potrebbe comportare che la norma deve tornare al Parlamento per essere rivista dove non conforme alla Costituzione, e quindi questo un allungamento di quello che è l'iter poi di effettivo conferimento delle competenze, quindi di trasferimento delle competenze delle regioni. Dall'altro punto di vista sappiamo che c'è in ballo un referendum costituzionale sull'autonomia, e quindi bisognerà capire se alla luce, ecco perché si parlano di vittoria, abbiamo letto tutte le dichiarazioni sui giornali di ieri e di oggi, è una vittoria perché il referendum oggi è bloccato. Sì, ma se il referendum è bloccato è perché la norma deve essere cambiata, cioè io non posso portare in referendum una norma che non è più attuale. Non perché non si deve più fare, non si potrà più fare il referendum. No, ma perché semplicemente se la norma dice questo foglio è bianco e la Corte Costituzionale dice no, non è bianco, è grigio, e io vado al referendum con una norma che non è più attuale e quindi è assolutamente inutile, quindi non lo si fa, devi raccogliere le firme sul nuovo testo. Ma significa che è un rallentamento di tutto l'iter, quindi io credo che non sia una vittoria per nessuno questa roba qui, ecco, soprattutto per chi vuole portare l'autonomia in tempi stretti, è comunque un rallentamento. Adesso la sentenza uscirà nel mese di dicembre e da lì si capirà qualche cosa di più. Poi a seconda delle regioni, perché questo è un iter che le regioni possono, non devono portare avanti, a seconda delle ragioni,
Alcune hanno chiesto tante competenze, altre ne hanno chieste meno e quindi lì poi partiranno i negoziati per capire quelli che sono le competenze che vengono trasferite, che quindi gestisce la Regione, e conseguentemente le risorse che vengono passate dallo Stato alla Regione perché la Regione possa gestirle. Abbiamo capito qualcosa in più veramente questa mattina, perché, come ripeto, bisogna essere chiari e trasparenti quando si parla. Abbiamo il nostro Livio. Vai Livio, da Padova. Ciao Mirella, ciao. Saluto tutti. Mi rivolgo all'avvocato Artuso. Adesso abbiamo 5 regioni, mi sembra, a statuto speciale, cioè il Trentino, Val d'Aosta, Friuli, Sardegna, Sicilia e Sardegna. Io non ci ho capito niente di questo intervento della Corte Costituzionale. Comunque, a parte questo, queste regioni conserveranno tutti quanti i loro privilegi oppure dovranno contribuire anche loro se a loro verrà richiesto? Perché non trovo giusto che loro debbano conservare tutti i propri privilegi come se fossero scritti come un Vangelo. Ecco, mi dica qualcosa, avvocato. Grazie Livio, prego avvocato Artuso. No, questo impatta per le regioni a statuto ordinario, quindi per tutte tranne quelle. Poi ricordiamoci che il Trentino, ad esempio, ha un super autonomia, nel senso che è addirittura un trattato internazionale. La Sicilia e la Sardegna lo sono principalmente per ragioni, tra virgolette, logistiche, cioè di posizionamento. Quindi no, tutto questo del trasferimento riguarda le altre regioni. Ricordiamo che le regioni che hanno avanzato le principali richieste di trasferimento delle materie sono Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, in parte la Campania, in parte la Puglia, in parte la Toscana. Quindi è abbastanza trasversale poi a livello politico, perché abbiamo anche l'Emilia-Romagna che ha richiesto vari trasferimenti, varie competenze. È un iter però molto molto complesso, perché molto banalmente quando tu parli, e su questo insomma sono intervenuti vari politici, quando parli di protezione civile o di infrastrutture, tu poi avrai un quadro piuttosto frastagliato, perché oggi se lo disciplina il quadro nazionale hai la legge nazionale, poi tu rischi di avere 5, 6, 7 normative all'interno del panorama nazionale, perché ogni regione regolamenta, quindi è un processo necessariamente lungo, se vuoi tanto più, come è necessario e come è giusto che sia, garantire che a livello nazionale non ci siano dei disequilibri, perché sennò già abbiamo un paese di serie A e un paese di serie B, averlo uno di serie A e uno di serie C affossa tutto, non è che avvantaggia qualcuno. Allora, dottor Alvinetti, ormai è volata questa ora anche con lei, come ci saluta, e grazie sempre per aver accettato questo invito, ma molto importante, per ricordare anche tutti i poliziotti, ringraziare quelli che ci sono per quello che fanno, ma soprattutto ricordare anche quelli che non ci sono più e le loro famiglie. Prego, dottor Alvinetti. Io ringrazio a voi per quello che fate, assolutamente, perché è molto importante. Volevo solo concludere per quanto riguarda, lei ha iniziato con il problema degli incidenti stradali. Le volevo dire a questo proposito che noi come associazione stiamo sviluppando un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica del luogo, proprio per avere in affidamento questi ragazzi che si rendono responsabili di questi eventi, per impiegarli, anziché mandarli agli arresti domiciliari o comunque anziché fargli subire delle pene afflittive, per fare in modo che possano essere impiegati in lavori di pubblica utilità. Quindi fare in modo che anziché appunto rimanere agli arresti domiciliari possano collaborare con noi, magari per aiutare le persone in difficoltà, per vigilare sull'ambiente, per aiutare i ragazzi che vanno a scuola ad attraversare le strisce pedonali. Quindi noi ci stiamo muovendo in questa direzione, ecco, per dare una risposta, perché in realtà l'articolo 27 della Costituzione parla che la pena deve essere riabilitativa, ma in effetti è solo afflittiva, perché poi insomma quando Dottor manteniamo... Alvinetti, scusi se la interrompo. Prego. Ma io ho fatto una proposta anche al dottor Ferrara, non so se lei conosce il dottor Maurizio Ferrara, che come no, ecco, ho lavorato insieme a lui. Esatto, ho avuto anche l'onore di averlo anche lui 2 volte ospite.
Io ho chiesto, ma perché anche con i carceri minorili non prendiamo questi ragazzi durante il giorno e li portiamo fuori a fare un aiuto, un'educazione civica, a ricollocarli durante la giornata invece di rimanere all'interno dei carceri? Perché io mi occupo un po' anche di questo e devo dire la verità che non è che mi fanno tutta questa paura che siano proprio così terribili. Hanno sbagliato, ma come ha detto il dottor Elviretti bisogna rieducare, dare un'altra prova, cercare, ma cosa facciamo? Come li facciamo rieducare all'interno di queste carceri minorili? Parlo di carceri minorili, dottor Elviretti. Cerchiamo veramente di capire come fare, perché è inutile che li riempiamo, non riusciamo a fare niente, poi loro si ribellano, vedete, mettono a ferro e fuoco perché non ci stanno più. Cosa dice? Si potrebbe pensare di fare una cosa anche con loro per aiutare la comunità, dottor Elviretti? Ma ne abbiamo parlato già in altre occasioni, io sono perfettamente d'accordo. Tenere in carcere questi ragazzi non serve assolutamente a nulla, perché le carceri come sono strutturate oggi non risolvono il problema. Questo esempio che ho fatto io per quanto riguarda gli incidenti stradali, questi non sono criminali, chiunque può incappare in un incidente stradale per mancanza di attenzione. Ma questa proposta che noi facciamo alla Procura della Repubblica del luogo potrebbe essere ampliata appunto ai carceri minorili. È inutile che noi teniamo in carcere delle persone che possiamo utilizzare per i problemi che la società ha a livello quotidiano, ma questo si potrebbe estendere non solo al carcere minorile, dove sarebbe ovviamente più necessario, ma anche al carcere delle persone che non sono più minori. Io non l'ho detto, ma l'ha detto lei, dottor Elviretti, Ecco, mi fa piacere, non solo il minorile, ma anche il carcere. Certamente, perché, ripeto, l'articolo 27 della Costituzione detta precise indicazioni al riguardo. Ma noi sappiamo benissimo il sovraffollamento, lo conosciamo, sappiamo i problemi che può creare, ma tenere una persona reclusa 24 ore su 24 senza fare nulla non migliora assolutamente la condizione di queste persone. Queste persone vanno aiutate e vanno impiegate in lavori di pubblica utilità. Grazie, veramente ringraziamo tantissimo il dottor Francesco Elviretti, Presidente Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Nettuno. Grazie dottor Elviretti di essere stato con noi. Do la parola al nostro Vladimiro che se è ancora in linea sicuramente farà una domanda sull'autonomia. Vediamo. Prego Vladimiro. Sì, faccio due domande dopo di solito. Intanto voglio sapere se di conseguenza di questo deciso ieri il PD Veneto andrà a riformulare la sua proposta di autonomia, perché parla di 7 materie, riformulerà le 7 materie con le funzioni o rimarrà la stessa? Secondo la sentenza della consulta non mi pare, per quello che ho sentito, non mi pare che abbia accennato alle materie non LEP, per cui non credo che ci sarà dei cambiamenti in questo, ma già adesso mi sentivo che anche la Regione Veneta non chiede le materie intere, ma chiede alcune funzioni di queste materie. Basta Vladimiro, se no non ce la faccio. Rispondiamo a queste due domande. Grazie, prego, Avvocato Artuso. No, ma la sentenza non abbiamo le motivazioni, quindi io non sono in grado di dirle, però interviene su 7 punti della legge la sentenza, non sulle materie, quindi mi aspetto che la sentenza, appunto, se interviene sulla legge, poi io non so cosa farà i promotori del referendum, perché bisognerà capire se e come viene modificata la legge, però i 7 punti del comunicato della Corte Costituzionale sono relativi appunto a profili di incostituzionalità ravvisati, quindi se cambia l'impianto e quell'impianto tocca il tema del referendum, molto probabilmente poi il tema del referendum dovrà essere rivisto, ma se la legge torna in Parlamento è chiaro che i tempi si allungano, perché se c'è da modificarla per renderla conforme alle previsioni costituzionali torneranno indietro, ma mi pare che siano stati molto rapidi per approvarla, a differenza di altri provvedimenti su cui insomma si sta aspettando da maggior tempo, ma quindi quando c'è la volontà politica dopo insomma i tempi si trovano. Anche col Ponte Morandi la burocrazia è stata superata e abbiamo avuto il nuovo Ponte Morandi in poco tempo, sì, mentre in altre realtà si mettono la burocrazia, ma c'è la burocrazia, non si va avanti. No, se vogliono possono farlo. Grazie anche all'avvocato Stefano Artuso, tributarista, grazie ancora al dottor Francesco Elviretti. Pubblicità.
vediamo veramente delle immagini bellissime. Prego la regia di mandare le immagini di questo viaggio in Kenya, perché sono con noi 2 docenti, Marina Verso, Istituto Tecno Sansovino di Oderzo, e Signori Paolo, sempre dell'Istituto Sansovino di Oderzo. Perché sono qui? Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a lei. Per capire anche a casa quanto questi docenti ce la mettono tutta per migliorare la qualità della vita della famiglia. Perché quando il ragazzo rientra in famiglia, se ce l'ha e ha la fortuna di averlo, spiega ai genitori, ai fratelli, se ha la fortuna di avere, quello che è l'apprendimento che è stato fatto nella sua scuola, nella sua classe, con i docenti, con i suoi compagni. E questa famiglia, se ascolta, capisce l'importanza della scuola, di quello che fanno questi docenti, che cercano di aprire le menti, di non vedere il diverso perché ha la pelle scura, perché i giovani non vedono il diverso. Io ho l'Emporio Solidale, i bambini giocano tutti assieme, anche se non parlano le stesse lingue, ma giocano assieme, si baciano, si colpiscono, però stanno assieme e non vedono il colore. Il problema è quando entrano nelle famiglie, e qua è il problema che chiedo alla professoressa Verso. Sono gli adulti che stanno rovinando questa bellissima gioventù, con dei messaggi anche molto negativi. Prego, invece questo viaggio, vediamo queste immagini, ne vedremo anche altre. Perché avete deciso di fare questo viaggio? Prego, professoressa. Allora, noi nel nostro istituto, l'Istituto Sansovino di Oderzo, Sansovino Obici di Oderzo, abbiamo un progetto, si chiama Progetto Pace. E siamo insieme a ragazzi di varie età, di varie classi che aderiscono, quest'anno intanto sono una decina. Questo viaggio era stato programmato, è iniziato 2 anni fa praticamente, quando noi a scuola organizziamo una raccolta fondi, vendiamo dei fiori, delle piante quando c'è il colloquio generale con i genitori. Abbiamo raccolto una cifra e poi abbiamo acquistato una cucina solare. D'accordo con la presidente dell'associazione di cui parleremo dopo, per aiutare questa scuola nel Kenya, appunto, per cucinare, appunto, ecco lì la cucina solare, per cucinare dei pasti per i bambini senza utilizzare la legna, solo sfruttando i raggi del sole. E quindi quest'estate l'abbiamo portata, sì. L'avevamo acquistata e l'abbiamo portata, montata, sperimentata sul posto, anche se l'avevamo già sperimentata qui da noi. E il motivo principale è stato quello, poi sicuramente anche rendersi conto della situazione, di come vivono. Allora adesso sentiamo anche un altro docente, il professor Paolo Signori. Mi dia quelli, no, quella là, intanto che lei parla io lo faccio vedere, perché è il progetto, diciamo così, che parlava la professoressa Verso. Eccolo qua, prego professore. Questo è il logo appunto del progetto Pace. Dovete sapere che in istituto abbiamo più progetti, tra cui questo progetto Pace, cioè il progetto PCTO, progetto orientamento in entrata, in uscita, eccetera. E noi vogliamo, diciamo così, raccogliere i ragazzi, ovviamente più sensibili, diciamo così, proponiamo ai ragazzi appunto di partecipare a questo progetto, perché prevede tra l'altro praticamente un convegno proprio, e sarà prossimamente, diciamo così, a Treviso sui diritti umani. Facciamo poi anche attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L'anno scorso ad esempio abbiamo dipinto una panchina rossa che è diciamo così, in bella vista davanti all'atrio della nostra scuola, e avremo in programma anche per quest'anno qualcosa di nuovo.
E appunto all'interno di questo poi ci sono anche degli oggetti che vorremmo far realizzare i ragazzi, e abbiamo avviato già dall'anno scorso un pranzo cosiddetto dell'amicizia, perché è quella cosa che accomuna tutti gli esseri umani, quello di trovarsi attorno a un tavolo e condividere, no? Abbiamo iniziato 2 anni fa, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, e abbiamo invitato proprio i ragazzi a portare praticamente delle pietanze, un dolce, un qualcosa fatto in casa, proprio per condividere delle loro realtà, della loro realtà, della loro cultura, perché in questo gruppo ci sono ragazzi che vengono da più culture diverse e lontane, e questo secondo me è un approccio proprio per far condividere, per insegnare il rispetto, per diciamo così, avere diciamo così, un'opportunità di stare assieme. Quest'anno vorremmo fare anche qualcos'altro, aggiungere magari qualche danza e qualche canto, proprio per dare un'opportunità di vedere queste realtà diverse all'interno della stessa scuola. I ragazzi vivono già a gomito, però poi la condivisione, ecco, hanno bisogno magari dell'adulto per avere allora, per lei ha questa detto, capacità, professore, questa una parola molto importante: condivisione. Certo. Io ultimamente sento delle parole che non sono nuove, però le avevamo dimenticate. Una di queste è comunità, fare comunità, socializzare con la comunità. Ma non è colpa di questi ragazzi, professore. Forse ci siamo dimenticati che questi ragazzi volevano anche questo. Non solo la didattica, e qua mi giro e chiedo alla professoressa Verso. Loro hanno bisogno di vivere una quotidianità diversa, una quotidianità che è fatta di sacrificio, di lavoro, di sport. Eppure ci siamo dimenticati della comunità. Abbiamo fatto delle case bellissime, ma vuote. Non abbiamo più i nonni all'interno delle case in molte situazioni, perché il nonno impegna, lavoro, perciò lo metto in una RSA, poi lo vado a trovare una volta al mese se ci vado, magari anche da solo e anche con molta fretta, e non coinvolgo neppure i nipoti. Questi nipoti invece, che una volta si faceva, la casa non era mai vuota, perché c'era un qualcuno che ti aspettava, ed erano i nonni. Quelli che hanno la fortuna di avere non si rendono conto che fortuna hanno. Il problema è quelli che non ce li hanno, perché comincia a mancare la famiglia, comincia a mancare una figura che era all'interno della famiglia, che era il nonno o la nonna, oppure i fratelli. Vediamo il monogenitoriale, non c'è niente da fare, un figlio, se c'è, cosa faccio io da sola? Dove vado? Non ci sono più i cortili, grandi condomini, bellissimi, ma poi cosa c'è? Non ci sono più gli oratori. La scuola il pomeriggio poco, non c'è, e non posso essere sempre a scuola, devo anche staccare la spina. E dove posso staccarla la spina, professoressa? Facendo quello che fate vedere sì, voi. noi facciamo delle attività a scuola, al pomeriggio comunque la scuola è aperta per varie attività, appunto i progetti che diceva il professore, anche il progetto teatro, sempre per cercare di coinvolgere i ragazzi in attività diverse, scoprire anche quelli che sono i loro talenti. E però sti ragazzi se vanno a casa sono da soli, come diceva lei, non hanno nessuno, perché i genitori lavorano, perché hanno i loro impegni e tante volte passano i pomeriggi a casa da soli. Quindi l'opportunità di anche a scuola fare delle attività che sono altro dalla scuola, perché le mura sono quelle, però è altro, perché appunto noi adesso stiamo lavorando per organizzare per il 25 di novembre e per la vendita delle piantine, che anche quella sarà a fine mese, quindi anche un responsabilizzare i ragazzi a collaborare a delle iniziative. Certamente questo del Kenya era un obiettivo che era rivolto anche ai ragazzi. E noi avevamo dei ragazzi 2 anni fa di quinta che avrebbero potuto, li avevamo invitati a partecipare, però il periodo che non corrispondeva con i loro impegni universitari, e vuoi o non vuoi anche il costo, perché non è stato indifferente, gli ha impedito di venire, però intanto siamo andati noi in avanscoperta, diciamo. E avete fatto una cosa bellissima, però dopo questi giovani ritornano
ritornano ricordando, perché saranno ricordi molto forti che non cancelleranno più dalla loro mente, che c'è un altro modo di vivere. Certo, è per quello che vorremmo invitarli proprio a venire prima o poi in a rendersi conto di questa realtà. Però dobbiamo anche fargli toccare con mano, professoressa Verso, quello che c'è nel territorio, che è il mondo del volontariato. Allora, io ho avuto un ricercatore giovanissimo, di 22 anni, che ha scoperto la stella variabile. E lui ha detto una cosa importante che mi ha fatto riflettere, qui parlo anche al professor Signori. Ha detto: guarda Mirella, se io non fossi andato a questo meraviglioso istituto astronomico che abbiamo, io non avrei mai scoperto la stella variabile, perché non è la stessa cosa studiare a scuola, andare su Google. Nel momento che sono entrato in questo meraviglioso spazio, io sono rimasto avvolto in una curiosità pazzesca. Solo aver toccato con mano quella realtà, di questa meraviglia che abbiamo qui anche a 2 passi da casa, io sono convinto che non ce l'avrei mai fatta a trovare questa stella variabile. Allora capisce perché ho detto che forse dobbiamo perché è l'esperienza sicuramente. E fargli fare esperienze nel mondo del volontariato. Certo. Tu guarda, tocca con mano, poi decidi dove vuoi avvicinarti, perché siamo 7.500 associazioni di volontariato ed è possibile, professor Signori, che questi ragazzi non sanno ancora cosa sono i CEOD, oppure la maggioranza di loro, perché io ho fatto questa domanda. È vero, sì. Ragazzi, spiegatemi cosa sono i CEOD. Silenzio assoluto. Sto parlando di fragilità, sto parlando di loro anche, eppure non conosco. Ma quello che mi ha impressionato è che non lo sapeva neppure l'insegnante, perché quando ho guardato l'insegnante ho detto: lo spieghi? Ho detto: non lo so. Capisce, professore, che forse dobbiamo lavorare molto anche nel territorio, con chi c'è, cosa fa, chi è, coinvolgendo loro. I centri estivi li devono fare loro e devono essere gratuiti, perché abbiamo un problema economico nelle famiglie che non ce la fanno. Devono essere come si faceva una volta, che il più grande insegna il più piccolo. No che i centri estivi sono a pagamento e noi abbiamo questi... Per carità, con degli educatori, ma ci sono nel mondo del volontariato, non è che non ci siano. E portarli a toccare con mano quella che è la realtà, farli crescere. Se no li perdiamo, professore, li perdiamo. Prego. Posso dire che ci sono delle realtà che funzionano ancora anche all'interno delle parrocchie, ci sono gli oratori che ancora sono propositivi e quindi non vedo tutto nero in questo momento. Certo, ci sono gran parte anche dei ragazzi che non hanno queste proposte, che non vengono raggiunti. La scuola, secondo me, è diciamo così, l'attore principale in questo, no? Noi come insegnanti dovremmo scoprire i talenti dei ragazzi, dovremmo anche stimolarli con la nostra vicinanza, stimolarli a scoprire i loro talenti e avvicinarli ovviamente anche a questa proposta, alla proposta del volontariato, di fare un qualcosa per qualcun altro, qualcuno che forse è meno fortunato e che potrebbe crescere a sua volta, e fa sì che i giovani siano attori loro stessi verso altri giovani, che siano di aiuto verso altri giovani. La scuola, a mio avviso, inizialmente dovrebbe essere ovviamente educativa, didattica, ma educativa proprio, educare a questo, educare al rispetto, educare all'aiuto, alla solidarietà verso altri. Lo si fa per quanto ci riguarda con questi Signori, piccoli, qua mi rivolgo, con questi piccoli... devo correre perché l'ora purtroppo è lunga ma è anche breve. Alla professoressa Verso, vede, il professor Signore ha usato una parola molto bella, ha detto la scuola, non ha detto la mia scuola, ha detto la scuola. La scuola in genere. Perfetto. Ma io non devo essere fortunato o fortunata, professoressa Verso, di avere quella scuola, di avere quegli insegnanti, di avere quei docenti. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, imparare, essere intrigato, collaborare. E non funziona così, mi dispiace, professor Signori. Io non devo essere fortunato a essere audelzo da voi, oppure anche... Io devo avere quello che è
che mi aspetta di diritto, perché devo andare a scuola e devo imparare e devo aprire la mente. E non è solo la didattica che può farmi aprire la mente, però io quando mi presento, io parlo come associazione e mi trovo il dirigente che mi dice ma mandi il progetto, quando io il progetto ce l'ho in mano e tu hai già capito che progetto è, e siccome non ti interessa quel progetto perché chissà quanti ne hai, metti davanti la burocrazia, capisce bene che noi che siamo dall'altra parte, che siamo diventati anche un po' psicologi, a furia di fare volontariato, capiamo subito che non è interessato, che non gliene frega niente, che è un burocrate. I ragazzi non hanno bisogno di burocrati, i ragazzi hanno bisogno di figure che sappiano e abbiano la sensibilità di insegnare, perché l'insegnamento per me è una passione e perciò bisogna avere la passione. Se non hai la passione in nessun lavoro, parlo in nessun lavoro, certo, non si va da nessuna parte. Ma chi ne paga le conseguenze? Questi ragazzi, i più fragili, noi più fortunati, quelli ci sono. Sì. Noi dobbiamo aiutare i fragili. Prego, professoressa Verso. Sì, quello che dice lei, se c'è un dirigente che fa da filtro è quello magari il problema. Noi nella nostra realtà abbiamo un dirigente che invece tutto quanto quello che passa a livello di volontariato, tutti i progetti passano e ci vengono proposti. Poi chiaramente sono troppi e dobbiamo fare anche scuola, non è che possiamo fare solo progetti, certo. E quindi a un certo punto facciamo anche noi delle scelte. All'interno del progetto Pace molti anni fa si faceva anche, avevamo una collaborazione con la San Vincenzo di Oderzo, proprio per aiutare le persone che erano direttamente nella nostra realtà, nella nostra comunità. Avevamo, perché purtroppo il Covid ha distrutto tutto. Eccola. E quindi quando poi dopo abbiamo ripreso, abbiamo avuto i contatti con questa associazione del Kenya e abbiamo cominciato a lavorare per quello. Però ciò non toglie che comunque se c'è qualche attività, qualche proposta che riguarda il territorio, chiaramente la parliamo anche possiamo di sport, condividere. Professoressa Verso, lo sport che si inizia a fare dalla quinta elementare, uno sport che è molto caro. Molti ragazzi dopo il Covid non si sono più iscritti, hanno abbandonato lo sport. Anche qua, chi è che prende per mano questi ragazzi? Perché lo sport è sempre stato fatto anche all'interno delle scuole. Le scuole avevano i laboratori, io sono andata in diverse scuole e i laboratori erano magazzini. Cosa è successo ancora allora nella scuola? Perché io mi faccio questa domanda, dico perché è diventato un magazzino? Cosa è mancato? Perché i ragazzi ci sono sempre stati, la voglia di imparare, di conoscere, penso anche. Ecco, c'è un qualcosa che si spezza nella catena e questo il ragazzo lo sente. Specialmente se è fragile, diventa ancora più fragile, perché tanto vedo che nessuno ascolta quello di cui io avrei bisogno. Prego, professor Diciamo Signori. che nella scuola ci sono anche le figure proprio attente a questo, diciamo così attenti. Naturalmente ci sono i ragazzi, ad esempio noi li classifichiamo come con sigle, ma insomma i nuovi arrivati in Italia, questi sono estremamente fragili, vengono accolti nelle scuole a cui si rivolgono, diciamo così, dei corsi proprio per poterli di italiano inizialmente, proprio per poter che abbiano la lingua come strumento per poter poi, diciamo così, inserirsi e apprendere. Sì, si dovrebbe fare di più, dovrebbero avere, diciamo, questi più fragili un tutor, proprio un insegnante che si cura della loro preparazione, del loro inserimento anche sociale e culturale. Per dire, noi lavoriamo con ragazzi che hanno difficoltà, ci sono i BES, ci sono i DHD, eccetera, e praticamente mettiamo... Spieghi cos'è l'HD, perché agli addetti ai lavori ma a casa non capiscono le sigle. Sono la iperattività, il disturbo di iperattività. Si sta diffondendo, ecco, questi sono disturbi che sono ormai diffusi, ne troviamo uno, due per classe e questo diventa che c'è una commissione, il gruppo insegnanti si ritrova, analizza il caso, viene presentato e andiamo diciamo così, a trovare il metodo per poter essere più incisivi, no? Per andare incontro al giovane. Bene, non sono solo questi evidentemente, ma ci sono anche altri che vengono
vengono appunto da culture diverse e da situazioni anche familiari diverse, in difficoltà monogenitoriali, e quindi che devono sicuramente essere seguiti in maniera diversa, ma anche questi hanno diritto di essere seguiti, perché se noi incidiamo a questa età i problemi potremmo risolverli con poca spesa. Se aspettiamo che i problemi si ingigantiscano e arriviamo magari a 18-20 anni, i problemi potrebbero essere più costosi e magari non sempre si trova il metodo per risolverlo. Per cui prima possibile, diciamo così, avere un insegnante, una persona che abbia a cuore quel ragazzo, che possa appunto potersi inserire a pieno titolo, che possa svilupparsi. È come avere di fronte una potenzialità da dover far sviluppare, diciamo così, sbocciare. L'insegnante dovrebbe avere questa capacità. C'è strada da fare. C'è strada da fare, ma noi ne parliamo per capire. Allora, professoressa Verso, io ho avuto ospite una grafologa, la quale ha fatto vedere anche questa scrittura che facevano i grandi, da Einstein, altri, bellissimo. Allora, si è parlato e diceva: questi ragazzi scrivono in stampatello, molti, quasi tutti, sì, molto e spesso. questo diventa un problema perché impiegano anche più tempo e non va bene. E soprattutto invece qualche altro ha detto: leggono poco, sfortunatamente leggono poco. Ma è vero o non è vero che si legge poco e si inizia a scrivere un po' troppo in stampatello? Cioè stanno prendendo dei percorsi diversi. Ecco, la scuola in questo come si comporta? Notate anche voi questo? C'è questa difficoltà di fare i conti a mente. Io delle volte faccio le tabelline quando gli ospiti, dico 6 per 8? Aiuto, non lo sanno perché sono abituati. Allora dico: ma non lo sai? Come fai a non saperlo? Oppure mi capita anche a Treviso di incontrarli per strada e dico: dov'è Cassugana, per cortesia, che devo andare? Mi guarda: Cassugana, cos'è Cassugana? Dico: è il tuo municipio, il tuo comune, Cassugana. O i monumenti: cos'è questo monumento che passi davanti oppure sei seduto sopra? Cosa rappresenta? Zero. Allora mi fa pensare, dico: mamma mia, quante cose devono imparare. Loro amano l'ambiente, sono molto vicini agli animali, tanto è vero che troviamo i numeri nelle associazioni che si occupano di animali, che si occupano di ambiente, là li troviamo un po' di più. E loro danno dei segnali. Siamo in grado di capire questi segnali, professoressa? Siete voi che capite che avete di fronte. Io quando in questa scuola che mi ha invitato ho sentito questa ragazza che alla fine di tutti i professori che avevano parlato ha detto: ascoltateci, perché cosa avete bisogno? Di essere ascoltati, perché ognuno di noi ha molto da dirvi. Capisce che faccio fatica? È vero, perché sì. Loro hanno voi come punto di riferimento. Abbiamo detto il Covid, ma dove li abbiamo trovati questi ragazzi? Chi avrebbe mai immaginato fuori dalle scuole? Perché mancava la scuola. Chi avrebbe mai immaginato che questi ragazzi trovarli seduti nei marciapiedi della scuola? Cioè, loro hanno dato dei messaggi, siamo in grado di capirli? La politica è in grado di capire che deve investire nella scuola, professoressa Verso? Quello credo sia un tasto dolente, quello della politica nella scuola, quindi magari però bisogna anche parlarne. Nel senso, sì, ma in effetti se parte dalla politica, se parte a livelli alti, chiaramente dopo si ripercuote su tutto quanto. Riguardo allo stato delle cose, sicuramente, secondo il mio punto di vista, è proprio tutta una società che sta andando in una direzione sbagliata. Quindi i ragazzi sono solo l'ultimo anello di questa società e assorbono quello che noi adulti gli diamo, gli passiamo come proposte, ma anche proprio come modo di vita, tutto. Per cui io ho amiche che insegnano nella scuola primaria, non oso assolutamente pensare che non insegnino a scrivere o a fare i conti senza bisogno della calcolatrice,
però poi dopo è più facile scrivere col computer e quindi scrivono poi certo. in stampatello perché sono abituati così, perdono la manualità del corsivo. Fare i conti, ci sono 1000 possibilità, non occorre avere la calcolatrice, basta anche il cellulare, e quindi si perdono le abilità. E anche poi dopo, io non voglio demonizzare per forza la tecnologia, però li ha allontanati tantissimo dalla lettura, dalla conoscenza personale. Sono pochissimi, li conti credo su 2 mani, io ne ho tantissimi di studenti, li posso contare su 2 mani, quelli che hanno passione alla lettura, altri proprio... neanche una lettera breve, niente, non dico un libro, ma neanche una cosa più breve riescono a leggere, non riescono a concentrarsi, quindi anche la difficoltà tante volte a studiare, a concentrarsi. Perché mancano di concentrazione. Quindi... Allora andiamo a vedere anche questo servizio che fa capire, siamo partiti dal Kenya dove abbiamo visto questo viaggio, queste foto, adesso invece io vi porto a Trieste e guardate cosa hanno trovato dentro il magazzino, andiamo a vedere. Una lunga scia di immondizia a circondare il magazzino 1A del Porto Vecchio, forchette, piatti di plastica, bottiglie coperte, vestiti ormai inutilizzabili, ma anche escrementi umani. Poi le grate predisposte tanti anni fa dall'autorità portuale per limitare l'area d'accesso all'ex deposito perché pericolante. 2/3 del tetto sono crollati. L'interno del magazzino, che fa parte della concessione ex Green Sesam, ora proprietà del comune di Trieste, è diventato il covo dei boss nordafricani che gestiscono il racket dei migranti. All'esterno i profughi devono lasciare tutto il cibo recuperato in città o ricevuto dalle associazioni. Ci pensano poi i capi a distribuirlo, così come a predisporre una rigida selezione su chi può entrare nel deposito. Zona pasti e cucine, nel magazzino vista mare vicino al Molo Quarto. Dentro ci sono gli antichi masegni con cui era pavimentata buona parte della città di Trieste e le rive. I massi sono disposti a settori che forniscono copertura per qualsivoglia attività, una trincea di roccia con giacigli e punti nascosti. È qui che viene confezionata la droga, prevalentemente hashish, per poi destinarla allo spaccio. Ma è anche un luogo di prostituzione. Non solo nordafricani già noti alla polizia, ma il posto è frequentato anche da alcune ragazze che hanno conosciuto gli stranieri in città. Principalmente si tratta di marocchini e tunisini. Questo luogo fu già protagonista della cronaca cittadina quando lo scorso 11 giugno un giovane originario del Marocco morì dopo essere precipitato in mare al termine di una nottata alcolica. Era insieme ad altri connazionali e a una ragazza che lanciò l'allarme. Il corpo del giovane fu ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco alcuni giorni dopo. Ma i magazzini come l'1A sono stati anche teatro di sequestri di persona, come quello del migrante pakistano picchiato, legato e tenuto prigioniero da altri connazionali il mese scorso. Il giovane si liberò da solo e dopo aver intercettato una pattuglia della polizia locale denunciò il fatto. Non è escluso che altri episodi del genere siano andati in scena senza che le forze dell'ordine ne avessero notizia. Casi oscuri che si sarebbero risolti direttamente fra carnefici e vittime grazie a prestazioni sessuali come pagamento. Si ricorda il caso del Molo Audace, in cui un gruppetto di pakistani, alcuni dei quali accoltellati, riuscì a fuggire da un tentativo di taglieggiamento a sfondo sessuale. Allora capite perché delle volte mi arrabbio e voi lo sapete, perché sono persone, stiamo parlando di esseri umani. Professoressa, come commenta questo video? Sono indignata, ma dico la verità, avevo, non magari questo esempio in particolare, però le senti queste cose. La fermo un secondo perché abbiamo il centralino, funziona così perché c'è la nostra Nadia, poveretta, ma questa mattina dovete portare pazienza perché siamo veramente a scuola questa mattina dall'inizio. Vai Nadia! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo dire proprio le stesse cose che ha detto la professoressa. Praticamente il telefonino e il computer hanno allontanato i nostri ragazzi dalla scrittura e dalla lettura, perché è facile, strucchi un bottone e ti viene fuori tutto. E anche come anche gli adulti,
non scrivono più, non mandano messaggi col telefonino continuamente. Ormai abbiamo perso quella della scrittura. E una volta facevi la brutta copia e dopo la portavi in bella e scrivevi, non andavi fuori delle righe. Era anche un divertimento e apprendevi di più, apprendevi tanto. Io ai miei nipoti una telefonata, se si ricordano, se no messaggi continuamente, ma anche le ditte adesso mandano queste email e tutto quanto su questo telefono ha rovinato. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te, Nadia. Buongiorno. Professoressa, lei è d'accordo sul divieto del cellulare nelle classi? Assolutamente. Noi che da tre anni glielo ritiriamo, lo mettono proprio in una cassetta. All'inizio della giornata lo infilano dentro questa cassetta che è una specie di cassaforte e sta lì chiuso fino al momento di andare a casa. Ho visto la differenza di attenzione, di coinvolgimento quando sono a scuola, però. Quando sono a casa ce l'hanno in mano e quindi... C'è stato qualche genitore che si è lamentato di questo? No, io non ne ho sentiti. Professore? No. I ragazzi si sono lamentati all'inizio soprattutto. Però è stato graduale perché siamo passati, diciamo, dalla consegna su una cassettina a poi essere chiusi praticamente 5-6 ore al giorno. Sì, neanche ricreazione glieli nemmeno diamo. la ricreazione. Abbiamo dibattuto anche all'interno del collegio quali scelte operare. E cosa dicevano questi ragazzi, professore? È una cosa normale, i ragazzi l'hanno accolto e secondo me è un favore che gli stiamo facendo. Li liberiamo 5 ore, chiaro, sono a scuola, certo, ma li liberiamo di un altro diversivo, diciamo così, di spostare l'attenzione sempre sul cellulare, che sappiamo ce l'hanno costantemente. Tra l'altro dovrebbe essere anche regolamentato anche nelle altre ore, a mio avviso, perché magari togliere 2-3 ore di cellulare al giorno, perché penso che facciano più di 2-3 ore al giorno, togliere 2-3 ore per dedicarle ad altro, magari allo sport, all'incontro con gli amici, anche questo potrebbe essere al volontariato, eccetera. Potrebbe, ecco, lì dovremmo trovare il sistema per, diciamo così, creare occasioni per il modo che i ragazzi lasciano il cellulare fermo, diciamo, è comunque professore, uno strumento. Quelle immagini che ha visto a Trieste lì appunto mi lasciano esterrefatto, no? Sono quelle cose che le guardo ma che sono, diciamo così, ci lasciano l'amarezza in bocca. Intanto sono persone che arrivano dai Balcani, sappiamo che arrivano appunto superando difficoltà inimmaginabili, o amici appunto che anche vanno e danno una mano a questi ragazzi che arrivano, cercano lavoro, è vero. Noi conosciamo un'associazione che appunto proprio di questi ragazzi che usciti appunto dalla prima accoglienza vengono accolti su una casa per poi essere inseriti lavorativamente nelle aziende del Vittoriese. Per capire che le aziende cercano comunque personale. Certo, il degrado che si è visto io non lo accetto personalmente, proprio dovrebbero intervenire, diciamo, tutte le forze. Visto che abbiamo anche questo grande mondo di volontariato, perché è inutile che siamo 7.500 associazioni di volontariato se poi troviamo queste situazioni. Dobbiamo sapere chi fa cosa e chi è anche nel mondo del volontariato, e allora non vedremo queste situazioni, a mio avviso. Sicuramente il delinquente andare a prenderlo, perseguirlo, diciamo così, assicurarlo alla giustizia e chiaramente dare decoro alle nostre città, dare decoro ai luoghi dove viviamo. Possiamo dire abbiamo fatto molto rispetto a altri paesi, perché siamo stati in Kenya, anche lì c'è da mettere, diciamo, da sistemare parecchia cosa da questo punto
punto di vista, ma anche noi dobbiamo fare ancora qualcosa. Queste sacche di povertà e di diciamo così, e loro di dovrebbero sporcizia partecipare, ecco, quello che aprire la mente. C'è questo problema, come risolverlo? Condividiamolo assieme il problema e cerchiamo assieme di trovare la soluzione, perché c'è la soluzione. Il problema è che qualcuno non vuole fare questo. Perché? Perché ci hanno diviso, non ci conosciamo neppure tra associazioni, non ci conosciamo neppure tra volontari, capisci che sarebbe molto da discutere. Ma la mia domanda alla professoressa Verso è un'altra. A voi avete spiegato molto bene, noi abbiamo tolto i cellulari, però voi avete spiegato, il bambino da piccolo, quando inizia a parlare, comincia a chiedere perché, usa questa parola, perché, subito, perché è curioso, perché è intrigato, perché, e va spiegato il sì e il no. Il bambino, man mano che cresce, ha questi genitori che sanno spiegare il sì e no. Però già da piccolo iniziamo a sentire basta con questi perché, basta. Già là sarebbe da discutere con questo genitore perché non spieghi il sì e il no, il perché che ti chiede. Questo ragazzo che non è fortunato, perché ci sono anche bravissimi genitori e bravissime famiglie, bravissimi insegnanti, cresce col perché che non viene spiegato. E cosa fa questo ragazzo? Cresce e si chiude sempre più in se stesso. E si chiude, finché a un certo momento o si ribella, perché a un certo punto si ribella, facendo delle azioni anche molto pesanti per lui, per la famiglia, per la comunità, oppure ha la fortuna di avere l'insegnante che ha capito la difficoltà di questo ragazzo, che magari anche dopo la lezione parla con questo ragazzo o ragazza, perché anche qua abbiamo diviso, non parliamo di persone, sempre dividiamo ragazzo, ragazza, bambino, uomo, donna, che scatole io dico, Dobbiamo parlare alle persone, farli sentire che sono persone fin da piccoli, che loro hanno bisogno di capire, di conoscere, di imparare, di sbagliare. Perché quando il bambino cade, che è piccolo, la prima cosa vai là e cerchi, e magari lui non vuole neanche perché vorrebbe alzarsi da solo. Però siamo là che lo prendiamo. Dopo i 10 anni è una tragedia, Dai 10 ai 18 anni, poi ve lo dice una che può parlare, è una tragedia. Non c'è nessuno che ti prende e ti rialza. Perché io cado, ho piacere di rialzarmi, vorrei anche provare, ma se io so che non ho nessuno non mi rialzo più e rimango in quel buco nero dove veramente rovinerò la mia vita. Prego, professoressa Verso. Questa sì è sicuramente una realtà con cui facciamo i conti, perché appunto avendo tanti studenti ci rendiamo conto di questa cosa. Però noi cerchiamo sempre di essere vicini ai ragazzi. Ci sono tanti colleghi che comunque curano i rapporti anche al di là della scuola. Io dico la verità, ho rapporti anche con ex alunni, continuiamo a vederci, a incontrarci, a tenerci in contatto, perché si crea quel rapporto che alla fine aiuta anche a crescere, a confrontarsi, a sapere, come ha detto lei, che non si è soli, che se cadi c'è qualcuno che ti aiuta, che ti tende una mano, che è lì, che sai che c'è. Magari non lo senti costantemente, però sai che c'è. Per cui questa è una cosa sicuramente importante per loro. Professore, cosa hanno detto questi ragazzi a distanza magari di tempo che hanno fatto questo viaggio? Cos'è che è rimasto nella loro mente? Io avrei piacere che voi mi mandaste anche i ragazzi magari in futuro a capire cosa è rimasto di questo viaggio e cosa pensano. Prego. Allora, di questo viaggio purtroppo non hanno partecipato i ragazzi, però noi abbiamo portato a casa l'esperienza. Parlava prima delle famiglie, della comunità, del senso della comunità. Lì è forte
forte, siamo praticamente ai confini con la Tanzania, vicino al Kilimangiaro, ma lì è forte in questo momento talmente vediamo anche le immagini. La componente della comunità come la componente della famiglia. Lì c'è una solidarietà. Questa, ad esempio, queste sono state l'accoglienza. Abbiamo visitato una scuola superiore, la Santa Maria Goretti, perché ci siamo anche, diciamo così, siamo andati anche nel territorio, abbiamo visitato anche un ospedale, ma qui è stata l'accoglienza, è strepitosa. Qui ci sono 800 studentesse e che ci hanno colto con i loro balli e i loro canti. Ecco, mi fanno voi fate a casa, vedete, mi fa tenerezza questa immagine. E hanno una fierezza, erano entusiaste nel vederci, nell'avere la nostra visita, tanto che siamo tornati a casa molto, molto carichi, molto ricchi. Vedete che ginnastica fanno loro continuamente tutti i giorni? Vedete che ginnastica fanno? È il loro ballo tipico. Eppure vivono in una condizione che non abbiamo messo le foto, ma vivono su letti a castello, dormono su una specie di camerata, che dire una palestra sarebbe dire un ottimo ambiente. Praticamente a 3 livelli, fanno la biancheria, diciamo così, il bucato, pranzano, fanno vita 3 mesi praticamente durante l'anno. Questo praticamente sono i bambini a cui hanno ricevuto, appunto, grazie anche alle donazioni fatte anche dagli insegnanti, diciamo, di cui facciamo parte nel collegio, quaderni, ma anche farina. Questa era un'aula scolastica. Se vedete, appunto, le strutture sono essenziali e direi andrebbero aiutati ulteriormente, hanno comunque progetti. Ecco, questi sono i ragazzi che appunto facevano lezione, ragazzi che vanno dai 6 agli 7 anni, 4 anche, e lì, diciamo così, sentivano molto, appunto, la nostra presenza e ci hanno accolto nonostante le poche possibilità che hanno, perché hanno, per dire, quando vedi una realtà dove c'è stata carestia, dove già fare un pasto è molto, diciamo, e vedere, appunto, comunque la gioia, non abbiamo visto bambini piangere, la gioia e il ballo. Non piangono mai questi bambini. Sorridono. Per cui vediamo una realtà diversa che con poco riescono comunque a vivere e anche a progredire. Ecco, potrebbero aver bisogno di, ovviamente, questa foto cosa rappresenta? Spieghiamola, perché è importante. È la loro capanna fatta di rami d'albero con fango e sterco di mucca. Capite perché qualcuno poi prende il barcone? No, capite perché prendono i barconi? Lo avrei preso anch'io se fossi nata là, perché a un certo punto dici voglio migliorare. La loro cucina sono 3 sassi messi per terra. Noi abbiamo portato, appunto, quella della cucina solare, proprio per, diciamo così, dare un cambio di mentalità perché possano, appunto, vedere che c'è qualche cosa di diverso che si può fare. Questo, ad esempio, un'altalena abbiamo organizzato grazie, appunto, a chi è venuto con noi. Un'altalena è stato un gioco, è stato un momento di gioia incredibile per i bambini. Per dire, anche un'altalena poteva essere un punto di aggregazione e di divertimento. Guardatevi. E questa è stata la nostra. Naturalmente il progetto sta andando avanti, è stato scavato un pozzo, hanno trovato l'acqua, quindi adesso con l'acqua si possono, appunto, garantire le coltivazioni, ma anche c'è questo progetto pilota di permacultura, eccolo qua, questo, appunto. Ci sono le strutture, vedete, c'è un mezzo, diciamo, che viene preso a noleggio, il problema è che non ci sono i fondi. Comunque questo trattore sta facendo delle linee praticamente lungo le linee altimetriche del terreno, perché l'acqua, perché piove, ora è la stagione delle piogge, l'acqua possa rallentare, fermarsi e da lì, appunto, possa ripartire la vegetazione. Naturalmente metteranno delle piante autoctone, dopodiché l'idea è all'interno
all'interno di questo appezzamento di fare ortaggi, produzione di frutta, quindi frutteto, sia per l'autoconsumo ma anche per creare una microeconomia. Con gli amici che adesso, gli amici di Rombo con cui abbiamo condiviso, è stato avviato un progetto di taglio e cucito, sono state fornite delle macchine da cucire con tavoli da lavoro nonché un insegnante per 40 donne del posto che possono quindi avere un'opportunità di avere un lavoro ma anche una microeconomia proprio per far andare avanti la famiglia. Allora io ringrazio il professor Paolo Signori dell'Istituto Sansovino di Oderzo di essere stato con noi. Grazie. Ringrazio la professoressa, veramente grazie Marina Verso, anche lei dell'Istituto Sansovino di Oderzo è stata con noi, perché adesso continueremo con altri professori, perciò adesso grazie a voi. Ringraziamo tutti quanti, il nostro dirigente, il dottor Michele Botteon, ringraziamo i colleghi insegnanti che ci hanno sostenuto, il gruppo Amici di Rombo, Lorenzo, Nicla, Michela, Felice, Narita, Antonella, Giovanni, Francesca, Maria Grazia, Denis e Iseo, naturalmente l'associazione NGF e i ragazzi del progetto Pace. Grazie a tutti. Grazie, pubblicità. Ciao. Salve. Bebe, que salma,
oggi non è il giorno del ricordo, è il ricordo di questi bambini che cantavano questa canzone entrando nei forni crematori, di queste mamme, di questi papà, di questi nonni, di queste persone che non ci sono più, per una mente malata, per un potere che va al di sopra della vita umana, che continuiamo ancora a vedere. E questi ragazzi vedono. Poi ci lamentiamo dei loro gesti, di queste prese di posizioni molto forti a volte, di questo urlo di ascolto che loro chiedono. Io prima con gli insegnanti precedenti ho detto che io non devo essere fortunata di avere quella scuola, quell'insegnante. Io devo imparare a scuola, devo conoscere, devo capire. La scuola mi deve intrigare. Quello che stanno facendo questi docenti, che vi presenterò anche adesso, io veramente devo ringraziare tantissimo la professoressa Rita Artese, sempre dell'Istituto Sansovino di Oderzo, perché se lei non ci fosse loro non sarebbero qua. Ha capito e ha avuto la sensibilità di capire che la scuola si deve aprire, deve essere più presenti anche con le telecamere, che dobbiamo ascoltare questi ragazzi, cosa ne pensano di quello che vedono, di quello che sentono, che cos'è la scuola, e ne parleremo come prima ragazza Giulia Perissinotto. Ecco, io se mi permette professoressa, certo. E grazie, partirei proprio da Giulia. Certo. Queste immagini, questa canzone, voi avete fatto un percorso, poi vedremo anche questi video che hanno girato proprio ad Auschwitz, perciò non è che parliamo di un'altra cosa questa mattina. Secondo te, Giulia, io ho fatto bene partire con questa canzone e con questo video? Oppure qualcuno dice, Mirella, i video troppo forti non fanno bene i ragazzi, ecco, dobbiamo stare attenti, prima studiare il video noi grandi e poi passarlo a loro. Forse io non ci sono con questo, Giulia, io sono convinta che voi siete molto più avanti, avete una sensibilità molto forte, c'è chi riesce a esprimerla e chi no, ma io devo capire da quei ragazzi che non riescono a esprimerla come faccio a fargliela esprimere. Prego Giulia. Sì, trovo corretto sicuramente esprimere pure là, la realtà così com'è, quindi una realtà che rappresenta quello che sono i fatti successi in passato, perché rappresentano una delle parentesi più brutte di quella che è la nostra storia a livello mondiale. Quindi perché bisogna, diciamo, tralasciare delle parti che possono, diciamo, far emergere un qualcosa in più, perché attraverso questa canzone personalmente, diciamo, è riemerso un ricordo di quell'esperienza, un'esperienza che è difficile dimenticare, se non impossibile, perché una volta lì ti trovi davanti a una realtà che sì, studiata sui libri, è comunque una realtà che conosci, ma l'esperienza fa tanto, fa tantissimo, e sicuramente è grazie alla nostra scuola che ci ha permesso di fare questo viaggio, che spero non sia l'unico viaggio promosso ad Auschwitz, ma sia l'inizio di una lunga serie, perché è giusto comunque che anche i miei compagni abbiano l'opportunità di effettuare questo viaggio ad Auschwitz, perché lascia molto, non tanto quando sei lì, ma quando torni a casa e, diciamo, ti interfacci con le foto scattate, con i ricordi, ti trovi davanti a una realtà dove dici ok, sono veramente stata lì, ho visto veramente a neanche un metro di distanza una realtà che è impensabile, perché da molti è dimenticata, ed è un peccato, perché il passato non deve essere dimenticato, ma deve essere rievocato per evitare di commettere ciò che è successo in passato, ed è proprio non rievocarlo che forse porta a quello che è oggi la situazione nel mondo. Grazie tantissimo Giulia. Adesso Giulia darà in cambio un altro ragazzo, però andiamo a vedere la seconda parte di questo video che hanno girato ad Auschwitz. Andiamo a vedere. Vai. Wow. Un altro ragazzo come un macigno, dove la memoria è intrisa di dolore e speranza. Un luogo che rappresenta il culmine dell'oscurità umana, Auschwitz-Birkenau. Qui le vite di milioni di persone si spezzano, le loro storie si riducono a numeri, i loro sogni e desideri si annientano. Nel cuore della Polonia, questo complesso non è solo un campo di concentramento, ma un simbolo del male che l'umanità è capace di infliggere a se stessa. Le baracche di legno, ora silenziose, un tempo sono teatro di sofferenza incommensurabile. Ognuna di queste mura ascolta i lamenti di chi perde tutto: la famiglia, la libertà, la vita. Eppure, in questo luogo di orrore, ci sono anche storie di resistenza e di coraggio.
storie di chi lotta per la dignità, per la vita, per non essere dimenticato. Oggi come ieri siamo qui per ricordare, per riflettere e per imparare. Non possiamo permettere che l'oscurità di Auschwitz si estingua nell'oblio. In questo momento non siamo solo testimoni, siamo custodi della memoria. Lasciamo che le voci di coloro che soffrono ci guidino. Ci ispirino a costruire un futuro in cui il rispetto, la tolleranza e la pace prevalgano. Perché come dice Edith Bruck, io, sopravvissuta, vivo per raccontare ciò che non deve più succedere. Noi tutti dobbiamo ricordare i momenti che segnano quel periodo e che ancora oggi devono essere elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente. La deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale è uno dei momenti più oscuri e dolorosi di tutta l'umanità. Il regime nazista giustifica le proprie azioni con intense campagne di propaganda. I cittadini tedeschi e i popoli occupati vengono martellati da messaggi che presentano gli ebrei come una minaccia, un capro espiatorio, accusati ingiustamente di essere la causa delle crisi economiche e politiche. Dietro a queste accuse però si nasconde un piano spietato. I nazisti, per celare il loro vero obiettivo, utilizzano un linguaggio ingannevolmente rassicurante, parlando di evacuazioni e trasferimenti per il bene degli ebrei. Danno l'impressione di offrire protezione e migliori condizioni. Tutto ciò nasconde un piano di inimmaginabile crudeltà, favorendo un clima di silenzio complice tra chi guarda ma tace. Sotto la falsa speranza di un lavoro o di un rifugio, intere famiglie lasciano le loro case, portando con sé ciò che hanno di più caro, senza sapere che quel viaggio non avrebbe avuto ritorno. All'arrivo nei campi di concentramento, ogni speranza veniva distrutta. Le stazioni ferroviarie, teatri di un'angoscia senza fine, accolgono deportati che muovono i loro primi passi fuori dai vagoni come ombre, stremati da giorni in cui il tempo sembra essersi fermato in uno spazio soffocante, senza luce, cibo né acqua. Erano persone con un nome, una casa, ricordi che svaniscono tra le crepe dei binari, avanzando tra volti sconosciuti e grida incomprensibili, ignari del loro nefasto destino. Allora, avete visto queste immagini, ringrazio Stella Tinazzi per questo monologo che abbiamo sentito, una ragazza che poi la professoressa Artese spiegherà il perché coinvolgere questi ragazzi. Cosa è successo, prof, che lei ha sentito il dovere di fare questo, di capire, come ho detto prima, che il ricordo non è solo il giorno del ricordo, troppo facile, questa Italia che tutte le giornate e poi si finisce e non se ne parla più. Cos'è il ricordo per questi ragazzi secondo lei? La voglia e soprattutto la caparbietà di dire noi dobbiamo spiegare a questi ragazzi cosa è successo, loro devono sapere, ma dobbiamo spiegarglielo toccando con mano. Esatto. Prego, prof. Esatto, allora noi siamo molto attenti a questo tema ovviamente, quindi dopo essere riusciti ad invitare, si ricorda, la signora Edith Bruck, ci siamo accorte con diciamo, le colleghe anche del Dipartimento, nella fattispecie con la professoressa Toninato, che è sempre attenta a tutto ciò, che forse i ragazzi avrebbero dovuto toccare con mano determinate cose che la signora Bruck, ovviamente poi Semimodiano anche, perché abbiamo avuto l'onore di sentire anche Semimodiano, hanno raccontato di Auschwitz. Quando siamo arrivati ad Auschwitz, allora, Birkenau abbiamo camminato circa 16 km quel giorno e non ce ne siamo accorti, cioè, eravamo proprio troppo intenti a respirare quello che si respirava. E nel momento in cui cammini e arrivi a Birkenau poi, esattamente, e vedi la stazione ferroviaria e tutte le baracche che vedi sui libri, e lì invece entri proprio fisicamente, specie nella baracca dei bambini, è stata una cosa che io penso non dimenticherò mai. Sarà che da quando sono mamma sono particolarmente sensibile, però ecco, farci sentire il racconto della guida, che tra l'altro era la nipote di un internato, di uno morto ad Auschwitz, quindi di una vittima dell'Olocausto ovviamente, e come venivano convinti i bambini a staccarsi dalle mamme per andare poi nelle baracche e vedere questi disegni di Pinocchio piuttosto che questi disegni colorati, per cercare appunto di convincerli ad entrare e poi arrivare ovviamente in un mondo che tutto era tranne che colorato. Ecco, io credo che questo sia stato uno dei
passi dei tratti forse più forti che io mi sono portata dentro, ed è la prima volta che ne parlo. Grazie professoressa, se no non l'avrei invitata, io so chi devo invitare, perché qui è questione di sensibilità. Lei ha detto una parola, io sono mamma, ma lei ha la passione dell'insegnamento, prof, e non è una cosa da poco, perché se l'insegnamento lo fai con la passione lo trasmetti, se non lo fai con la passione non lo trasmetti. Grazie. Marco Callegari, hai sentito la prof cosa ha detto, abbiamo sentito questo monologo di Stella Chinazzi. Cosa ti è rimasto impresso di questo viaggio, di toccare con mano, prima se parlavamo di odori, un odore che non dimenticherai più. Prego Marco. In quel momento a Birkenau camminare per quelle strade era molto, molto pesante, sentivi proprio questo odore che mi è rimasto dentro, camminavi letteralmente sulle ceneri delle povere persone che sono andate a morire là dentro. È stata, penso, l'esperienza più forte della mia vita, però la consiglio a tutti. Secondo me la memoria è la cosa importante. Riuscire a vedere una cosa che una persona dice sì, ma è successa tantissimi anni fa, non potrebbe mai risuccedere nei giorni d'oggi. Questo no, è sbagliatissimo pensarlo, perché purtroppo le persone sono le stesse. Le persone crescono ma non maturano. La maturazione secondo me è molto importante, bisogna conoscere con mano, bisogna vedere proprio dal vivo cose che vengono, come diceva la professoressa, raccontate solamente nei libri. Tu le vedi là e pensi, cavolo, cioè queste cose sono successe davvero, non è un film, non è finzione, non è un documentario, queste cose sono successe, persone sono morte, tantissime persone sono morte, e questo mi ha davvero colpito molto. Allora, avete sentito cosa ha detto Marco? Avete ascoltato? Perché io vi dico sempre non sentire, ascoltare. Marco ha usato una parola che io continuo a ripetere quasi tutte le mattine. Lui non ha parlato di uomini o di donne. Che parola ha usato? Persone. Guarda Marco, ti ringrazio veramente di questo, perché io da un pezzo che dico che abbiamo diviso tutto. Noi continuiamo a dividere invece che unire. Noi non parliamo di persone, sempre uomo, donna, bambino, bambina, ragazzo, ragazza. Noi continuiamo a dividere. Voi invece con le vostre parole continuate a spiegare che voi invece state parlando di persone. Secondo te siete ascoltati abbastanza? Oppure c'è un qualcosa che voi vedete, ad esempio anche con queste guerre che continuano, con queste persone che continuano a sbagliare e voi ne pagate le conseguenze, nonostante il vostro grido di aiuto è questo: voglio imparare, voglio conoscere, voglio sapere e voglio un ambiente sano. Prego Marco. Penso che sia... Noi ragazzi abbiamo molto potenziale, però non abbiamo il potere. È questo il problema. Noi ragazzi abbiamo una testa molto aperta, una mentalità molto aperta alle cose che stanno succedendo in questo momento. Noi, almeno parlando personalmente, i ragazzi che mi stanno attorno, questa cosa siamo completamente contro, le guerre che stanno succedendo e tutta questa violenza gratuita. Io la definisco una violenza gratuita perché non c'hai uno scopo. E per questo io penso che noi ragazzi siamo molto avanti rispetto al pensiero di tanti adulti che sono al potere, però purtroppo noi non siamo al potere e quindi non riusciamo a esprimerci come vorremmo esprimerci. Allora io ringrazio veramente Marco di quello che ha detto, adesso lascerà la parola a un'altra ragazza, un'altra persona, parliamo di persone, che mi fa piacere, grazie veramente Marco. Vedi, io so che loro ci sono, c'è niente da fare. Andiamo a vedere invece la terza parte di questo video che hanno girato e poi lo commentiamo. All'arrivo nei campi di concentramento, le famiglie si stringono disperate, cercando di restare unite, ma in pochi attimi ogni legame viene spezzato. Uomini, donne e bambini vengono divisi senza pietà. I padri e i figli più grandi vengono mandati al lavoro, mentre le madri e i più piccoli spesso sono condotti verso le camere a gas. Con un semplice gesto, un'intera vita insieme si cancella, lasciando nei cuori il vuoto di un addio senza parole. Il dolore di vedere un figlio o una madre per l'ultima volta brucia come una ferita senza cura, mentre la consapevolezza di non ritrovarsi mai più prende forma. Ogni frammento della loro umanità viene strappato via. I deportati sono costretti a spogliarsi di tutto,
Scarpe, vestiti, occhiali, perfino le protesi. Ogni oggetto sottratto racconta una storia che nessuno ascolta. Gli occhiali abbandonati sul pavimento, le scarpe che giacciono ammucchiate, le valigie con nomi scritti a mano, pieni di speranze ormai tradite. Persino i capelli vengono rasati e raccolti, ridotti a merce da catalogare. Quei cumuli di protesi, quei piccoli vestiti e quelle scarpe per bambini ricordano ogni persona, ogni sorriso, ogni vita che è stata cancellata. Sono tutto ciò che resta, brandelli di una vita che il mondo ha lasciato svanire. Questo processo è un tentativo di annullare l'identità stessa, riducendo ognuno a un numero, ad un'ombra silenziosa. La divisione delle famiglie e la perdita di ogni cosa amata non sono solo atti di violenza, ma una volontà di cancellare ogni traccia della loro esistenza. Ricordare quel dolore è un atto di giustizia per chi ha sofferto in silenzio, per ogni mano che ha più stretto quella di un padre, una madre o un figlio. Portare viva questa memoria è l'unico modo per onorare ciò che è stato e impedire che l'umanità ricada in questo abisso di crudeltà. Nei campi di Auschwitz e Birkenau, i prigionieri vivono in condizioni di indicibile sofferenza. Ogni giorno è segnato da lavori forzati, che rappresentano un sistematico sfruttamento e una totale disumanizzazione. I prigionieri sono costretti a svolgere lavori pesanti, spesso per ore, senza mai fermarsi, in condizioni estreme. Costruiscono infrastrutture, trasportano materiali, mantengono i campi sempre sotto lo sguardo inesorabile delle guardie. Le baracche, sovraffollate e sporche, diventano dormitori inadeguati dove i prigionieri si accalcano, cercando un angolo di riposo in spazi disagevoli. Le coperte lacerate offrono scarsa protezione dal freddo e il sonno diventa un lusso raro. I bagni, sebbene promettono pulizia, si trasformano in luoghi di umiliazione. Le docce in realtà un inganno, espongono i prigionieri alla vergogna e alla perdita della dignità. Allora, adesso c'è un'altra ragazza, un'altra persona che racconterà quello che ha provato, quello che ha visto e dopo rivedere. E stiamo parlando con Fiora. Fiora, cosa vuol dire rivedere quello che tu hai toccato con mano? Dove voi avete potuto anche sentire questi odori, queste storie, questi quadri, queste foto, questi colori. Prego, Fiora. Allora, rivedere è importante perché il giorno dopo, il ritorno dalla gita, siamo tornati a scuola e la prima ora abbiamo passato un momento di meditazione su quello che abbiamo affrontato appunto ad Auschwitz, Birkenau. E io ho detto, prof, a essere sincera, io non mi sento ancora pronta a parlarne, io ancora non riesco a capire cosa ho guardato, io non ho ancora metabolizzato quello che ho visto, quello che ho sentito, le sensazioni, i colori, le storie. E a distanza di mesi mi trovo qua a doverne parlare per la prima volta, appunto, non ne ho ancora parlato io con le mie compagne, veramente. E rivedere questi video con una nuova me è diverso. È quasi più forte, perché dico, io ero là, in quel momento non stavo ancora capendo, le parole mi frullavano per la testa, quello che diceva la guida erano tutte nozioni che ancora non riuscivo ad apprendere, ad acquisire, ma adesso che ci ho pensato un po' di più, che sono maturata, dico, io ero lì, in quel momento avevo un anno in meno, avevo l'età di certe persone che stavano per essere uccise per la sola etnia, per la sola religione e non riuscivo ad avere un'idea di quello che poteva essere stato. Mentre adesso sì, adesso capisco la gravità della cosa, adesso veramente posso dire che è importante andare in quel posto, che non è un posto, è una storia, è un luogo che ha una storia, che ha un potere. E è veramente allora, forte. Io non voglio farvi male oggi, ragazzi, ma voglio emozionarvi. Voglio farvi capire che forse è giunto il momento che anche voi dite la vostra. Io sono dell'idea, lo dico anche ai professori, che dobbiamo dare il voto ai sedicenni. Noi se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo dare la possibilità di esprimersi. Lo dico da tanto tempo, ragazzi, naturalmente anch'io non sono ascoltato, non è perché ho le telecamere che tutti mi ascoltano, però sono convinta che
Se siamo uniti ce la faremo. Voi dovete avere il voto, voi dovete dire e emozionarci col vostro voto, perché voi cambierete il mondo col vostro voto, per questo non ve lo danno. Vi danno il patentino a 16 anni, vi mettono nelle strade, là sì vi danno il patentino, però per votare non siete abbastanza preparati, ma pensa te, perché i 30enni, i 40enni sono preparati, i 50enni, i 60enni. No, non vi vogliono perché hanno paura di voi. Tanto è vero che vi stanno mettendo i paletti in molte circostanze. E allora adesso vi porto a Trieste. Guardate cosa sta succedendo a Trieste. Siamo nel 2024. Vediamo il video di Trieste. Una lunga scia di immondizia a circondare il magazzino 1A del Porto Vecchio, forchette, piatti di plastica, bottiglie coperte, vestiti ormai inutilizzabili, ma anche escrementi umani. Poi le grate predisposte tanti anni fa dall'autorità portuale per limitare l'area d'accesso all'ex deposito perché pericolante. 2/3 del tetto sono crollati. L'interno del magazzino, che fa parte della concessione ex Green Sesam, ora proprietà del comune di Trieste, è diventato il covo dei boss nordafricani che gestiscono il racket dei migranti. All'esterno i profughi devono lasciare tutto il cibo recuperato in città o ricevuto dalle associazioni. Ci pensano poi i capi a distribuirlo, così come a predisporre una rigida selezione su chi può entrare nel deposito. Zona pasti e cucine, nel magazzino Vista Mare vicino al Molo Quarto. Dentro ci sono gli antichi masegni con cui era pavimentata buona parte della città di Trieste e le rive. I massi sono disposti a settori che forniscono copertura per qualsivoglia attività, una trincea di roccia con giacigli e punti nascosti. È qui che viene confezionata la droga, prevalentemente hashish, per poi destinarla allo spaccio. Ma è anche un luogo di prostituzione. Non solo nordafricani già noti alla polizia, ma il posto è frequentato anche da alcune ragazze che hanno conosciuto gli stranieri in città. Principalmente si tratta di marocchini e tunisini. Questo luogo fu già protagonista della cronaca cittadina quando lo scorso 11 giugno un giovane originario del Marocco morì dopo essere precipitato in mare al termine di una nottata alcolica. Era insieme ad altri connazionali e a una ragazza che lanciò l'allarme. Il corpo del giovane fu ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco alcuni giorni dopo. Ma i magazzini come l'1A sono stati anche teatro di sequestri di persona, come quello del migrante pakistano picchiato, legato e tenuto prigioniero da altri connazionali il mese scorso. Il giovane si liberò da solo e dopo aver intercettato una pattuglia della polizia locale denunciò il fatto. Non è escluso che altri episodi del genere siano andati in scena senza che le forze dell'ordine ne avessero notizia. Casi oscuri che si sarebbero risolti direttamente fra carnefici e vittime grazie a prestazioni sessuali come pagamento. Si ricorda il caso del Molo Audace, in cui un gruppetto di pakistani, alcuni dei quali accoltellati, riuscì a fuggire da un tentativo di taglieggiamento a sfondo sessuale. Allora Fiora, lo so che posso averti fatto male, ma dobbiamo iniziare a parlare, no? Siamo nel 2024, siamo ad Auschwitz qua, avete visto? Stesso problema, racket, queste povere persone, queste fragilità in mano a questi carnefici che ne fanno di tutti i colori, nel silenzio di chi dovrebbe intervenire. Allora, se noi non vediamo questi video e non ci confrontiamo con voi, non ne veniamo fuori, perché siete voi che dovete giudicare, criticare e dire basta, la famosa parola, qui sì basta, perché stiamo parlando di persone. Però purtroppo è passato questo, il diverso fa paura. Diverso è un delinquente, è uno spacciatore, è uno sfruttatore, è uno stupratore. Cosa vuoi dire, Fiora? Tu che sai di cosa parlo, tu sai cos'è questa storia. Prego, Fiora. Allora, secondo me è una tematica che ancora adesso è un tabù, spesso e volentieri. Anche solo magari in una lezione di storia, siccome ora che sempre più c'è diversità nelle scuole, nei luoghi pubblici, ci sono momenti in cui ci si trova a non poter esporre pienamente magari certi fatti storici per non andare contro a delle ideologie che sono presenti nell'etnia di determinate persone presenti nella classe. Però penso che proprio facendo questo si evidenzia quanto siamo indietro, nonostante siamo avanti dal punto di vista di tempo storico. E questi video sono un'altra prova del fatto che c'è un problema nella società, c'è un problema che continuerà, che persisterà
e noi giovani, la nostra generazione sarà quella che dovrà prendere le redini nella società e dovrà trovare un modo il prima possibile per risanare questo marcio che c'è ancora. Grazie Fiora, grazie, poi continueremo ancora, ma purtroppo devo correre, anche se li terrei qua tutta la giornata a parlare con loro, ascoltare quello che dicono. Noi dobbiamo imparare da loro, siamo noi, non noi insegnare a loro, sono loro che ci stanno insegnando l'educazione, il rispetto. Allora, guardiamo anche la terza parte, poi sentiremo un'altra docente, andiamo a vedere la terza parte di Auschwitz. Le razioni alimentari sono misere, mentre la fame diventa un compagno costante, avvilendo la forza e le speranze. Le condizioni di lavoro sono disumane. La disumanizzazione dei prigionieri è un obiettivo chiave del regime nazista. Uniformi a righe, rasature forzate e i numeri tatuati sui bracci cancellano la loro identità. Ogni uomo e ogni donna è ridotto a un semplice numero, trasformato in uno strumento di lavoro, in un oggetto privo di valore umano. Le punizioni per chi non obbedisce sono brutali. Bastonate, torture fisiche e umiliazioni quotidiane sono la norma. Il terrore si fa strategia per mantenere il controllo su un'umanità già ferita. Ogni giorno è una lotta contro la paura costante. Le celle di punizione, conosciute come celle del silenzio, sono stanze buie e anguste, dove i prigionieri vengono rinchiusi per giorni, privati di cibo e acqua, e rappresentano un tormento psicologico e fisico, progettato per spezzare anche il più forte degli spiriti. Le torture fisiche si manifestano anche attraverso esperimenti medici inumani, condotti da medici come Joseph Rudolf Mengele. I prigionieri diventano cavie per teste su farmaci e procedure chirurgiche, spesso senza anestesia. Le sofferenze inflitte sono inimmaginabili, lasciando segni indelebili nelle loro vite. Il muro del pianto si erge come un triste monumento alla brutalità del regime. Qui i prigionieri vengono fucilati in pubblico, come monitoro per chi osa opporsi. La paura della morte è sempre presente. Ciò crea un'atmosfera di angoscia e disperazione. Molti assistono impotenti all'esecuzione di amici e familiari, traumatizzati da una violenza che non conosce limiti. La morte era una presenza costante e oppressiva, un'ombra che aleggiava su ogni aspetto della vita quotidiana dei prigionieri. La stragrande maggioranza degli ebrei deportati nei campi non sopravvisse. Al loro arrivo venivano immediatamente indirizzati alle camere a gas, dove aveva luogo lo sterminio tramite gas letali come lo Zyklon B. La morte arriva in pochi minuti, tanto che alcuni prigionieri si rendevano conto di ciò che stava accadendo quando ormai era troppo tardi. La morte dentro il campo si presentava in diverse forme. Molti morivano a causa di malattie e mancanze di cure mediche. La diffusione del tifo avveniva rapidamente e aggravava la situazione nei dormitori. L'igiene era praticamente inesistente e nella maggior parte dei casi la morte era provocata dalla quasi totale assenza di cibo e acqua sufficiente. La brutalità delle guardie e le punizioni che infliggevano, per trasgressioni anche minime, erano spietate. Molti venivano uccisi in modo sommario, senza processi o giustificazioni. Le esecuzioni pubbliche, spesso al muro del pianto, servivano non solo a eliminare i dissidenti, ma anche a instillare paura tra i prigionieri. Ogni mattina i prigionieri si svegliavano con la consapevolezza che il loro destino era appeso a un filo sottile. Non vi era rispetto per i morti. Bruciavano i corpi nei forni crematori, riducendoli in cenere, macchiando così il ricordo della persona che un tempo era stata. Abbiamo un altro ragazzo e un'altra professoressa. Sentiamo il ragazzo, prima precedenza i giovani, dicono prof, cosa dice? Li ascoltiamo questi giovani. Allora, chi sei? Sono Marcone Edoardo e frequento l'Istituto Tecnico Sansovino, nella classe quinta di RIM. Allora, rivedendo queste immagini, Edoardo, e quello che ho fatto vedere anche con Flora prima, cosa provi? Allora, come ha detto Fiora prima, in quel momento, quando sono entrato proprio nel campo di concentramento, è stato difficile appunto collegare e pensare che io fossi appunto in quel luogo e pensare che miei coetanei anche abbiano appunto passato delle tragedie, siano stati uccisi per motivi inutili, appunto perché erano oppositori politici oppure per il semplice fatto che fossero ebrei. È una cosa proprio inconcepibile.
Come è stato detto anche nel video che abbiamo appena visto, appunto i medici, anche i medici, non trovavano delle soluzioni, dei medicinali per aiutare le persone, anzi facevano proprio degli esperimenti su queste persone per cercare di farli morire, e questa è una cosa che non riesco a... Non riesci a spiegarti come esatto. si può arrivare a tanto. Esatto. Come fa la mente umana a arrivare a tanto? Come un umano può fare qualcosa a un suo simile, a un altro umano, è una cosa inconcepibile. E pensare, Edoardo, che queste persone erano sposate, avevano figli, mogli, ecco, genitori, eppure c'era questa violenza inaudita perché erano inermi, non facevano niente. Non è che aggredivano, erano eppure la violenza su violenza. Professoressa, e qui salutiamo veramente la professoressa Paola Toninato, sempre dell'Istituto Sansovino. Cosa vuol dire emozionare i ragazzi, riuscire a emozionare i ragazzi? Adopereremo, avrete pensato anche proprio racconti molto, molto impattanti, però ci siamo riusciti, li abbiamo emozionati. Capiscono, visto che si emozionano poco, e hanno anche ragione, non so su cosa dovrebbero emozionarsi, la storia emoziona. Non è vero come quella partigiana che ha detto Edoardo, e lo dico anche ai ragazzi presenti, oltre a ottantenne, quando non ci sarò più, che non andrò nelle scuole, questi ragazzi non avranno più niente, perché non hanno provato, non proveranno mai fortunatamente quello che abbiamo provato noi. E non so se riuscirò a trasmettere anche parlando nelle scuole. Prego, professoressa. Sì, come ha detto benissimo Edoardo e anche i ragazzi e le ragazze che l'hanno preceduto, le persone con cui noi ci interfacciamo quotidianamente, e facendolo come docenti è un privilegio, quindi ogni giorno me lo ricordo, no? Che può impattare sulla vita delle persone che poi saranno gli uomini e le donne del futuro. Quindi diciamo che è una straordinaria professione quella del docente. Ma si emoziona la professoressa Toninato, avete visto? Mi sta a cuore, insomma. Penso che si veda, spero che si veda nelle mie lezioni. Poi è una bella cosa emozionarsi, sa professoressa. E questo progetto che abbiamo fatto insieme ai ragazzi è in realtà il punto di arrivo di un modo di vedere quella che è proprio la storia, intesa come memoria che poi si portano dentro i ragazzi, quindi non la storia nozionistica, non quello che la data, l'evento, diciamo in senso più prettamente tecnico, ma quello che ti ha lasciato dentro, in questo caso appunto l'esperienza stessa. Quindi abbiamo iniziato con Edith Bruck, che abbiamo invitato anche a distanza, ma hanno potuto relazionarsi direttamente con lei, i ragazzi, e li ha molto molto colpiti. E questa, diciamo, straordinaria testimone ha lasciato un ricordo un po' in tutti. E l'anno dopo siamo riusciti a sentire direttamente Sami Modiano, quindi attraverso un collegamento anche lì a distanza, però l'anno, diciamo, in cui veramente abbiamo fatto questa esperienza li ha veramente visti molto più partecipi. E dicevamo delle emozioni, secondo me non c'è vero apprendimento senza l'emozione. Non possiamo pensare ai ragazzi come a dei contenitori da riempire con nozioni, quella non è la vera, diciamo, quella è istruzione, non è educazione. Non hanno bisogno solo di didattica, hanno bisogno anche di qualcos'altro, di emozionarsi, perché forse grazie alla storia riusciremo a emozionarli, perché noi abbiamo una storia che può veramente far capire cosa è stato il tuo passato, dove è nato l'uomo. L'uomo è nato in Africa, non è che sia nato in Italia, in Francia o in Inghilterra. L'uomo è nato là, eppure Edoardo, specialmente io ricevo le telefonate, e qua farò anche male a Fiora, diversamente giovani, che vedono il diverso, specialmente il colore della pelle nera. Però bisogna anche dirle queste cose. Cioè, noi siamo anche razzisti, io lo dico. Cioè, è inutile che diciamo che non è vero, ma sono tutte storie. No, che non sono storie, io le vivo queste storie, perché ho un emporio solidale dove ho tantissime persone di tutti i colori, e quello che nota è quando passa quella persona con la pelle scura, si nota, eccola là, quanti figli, quanti bambini che non piangono, che sono educati, che non chiedono mai niente, e allora capisci che io faccio fatica
e dico a questo diverso, a questo che è quello che telefona, dico: quanti ne hai a casa tu? Quanti ne hai tu? Cosa hai mangiato meno? Hai bevuto meno? Non penso. Come fare a far capire a queste persone, che forse sono anche quelle che hanno provato, non tutte, ma una parte, sono diventati così cattivi, così cinici, sono i nostri nonni. Cosa è successo secondo te, Edoardo? Noi giovani, non sono loro, sono queste persone che io voglio far capire che una volta erano più buoni, accoglievano di più. Prego Edoardo, in poco tempo perché ne abbiamo veramente poco. Sì, sarò breve. Allora, penso che quello che appunto è successo non si potrà cancellare. E per quanto riguarda questo tema appunto del diverso, penso appunto la stessa cosa. Non potremo mai e non ci riusciremo mai ad abolire questa discriminazione che c'è nei confronti di altre persone, che potrebbe partire dal colore della pelle, perché vediamo tutti i giorni questa discriminazione tra bianco e nero. La vedi? La vedete? Ho ragione? Sì, si vede, si nota. Non è una cosa appunto nascosta che magari cerchi di fare di nascosto, cerchi di non far vedere, è inutile perché si vede, non puoi nascondere queste cose. Ti ringrazio Edoardo, ti ringrazio per supportare queste parole forti che io uso, ma io le uso, io non ho problema di usarle e di dire, perché quello che provo, quello che sento, quello che vedo. Perché devo vedere rosa se vedo grigio? Vedo grigio e spiego il grigio. Certo. Questo è il mio ruolo, di spiegare il grigio, non di vedere il rosa che non c'è. Professoressa, come ci saluta? No, volevo aggiungere che queste parole sono molto importanti perché secondo me abbiamo un po' perso le nostre radici. Se ci pensiamo, siamo diciamo, molto evoluti, ma non abbiamo imparato molto dai nostri errori. E secondo me il riagganciare proprio questo discorso del testimone, quello che è praticamente l'anziano. Anche noi abbiamo i nostri testimoni nelle nostre famiglie, gli anziani che ci ricordano da dove veniamo. La nostra era una società non ricca all'inizio, era una società povera. Dal Veneto sono partiti tantissimi migranti a trovare fortuna in giro per il mondo. Quindi diciamo che la nostra società semplice, contadina, rurale, povera ma ricchissima, ce lasciamo persa per la strada e lì invece dobbiamo secondo me ritornare a trovare ispirazione per trasmetterlo alle future generazioni, no? Ritrovare i valori della condivisione, della solidarietà, dell'onestà, della semplicità. Io devo chiudere, ringrazio veramente tutti questi ragazzi, i loro docenti, i loro professori, ringrazio voi per aver saputo ascoltare. Sentite, non sono arrivate telefonate perché avete ascoltato. Io vi ringrazio di cuore e vi lascio con questa canzone per il ricordo. Oggi non è il giorno del ricordo, ma io ricordo, noi ricordiamo e ricorderemo. Ciao e ricordatevi che oggi c'è la colletta alimentare. Donate.